Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì 7 luglio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, della politica e dell'attualità. In primo piano inevitabilmente ancora la tragedia della Marmolada, perché le ricerche proseguono senza sosta, lo strazio dei familiari di intere comunità, l'operatività dei soccorritori, insomma un incubo che sembra senza fine. Queste immagini si riferiscono alle ricerche via terra che sono scattate questa mattina. La giornata ha avuto inizio prestissimo alle 5 con un primo briefing verso le 6. L'elicottero ha portato in quota, lo vedete, gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento. L'operazione sul campo ha avuto inizio alle 6:30 e si è conclusa alle 9:15, quindi alle 9:15, circa 2 ore e mezza. Le operazioni si sono svolte con un controllo di sicurezza compatibile con la situazione esistente grazie a sistemi di controllo e valutazione della temperatura. Sono entrati in azione complessivamente 14 operatori con i 2 cani della Guardia di Finanza specializzati proprio nella ricerca di persone. Di questi cani si è parlato a lungo in questi giorni. La nota, queste informazioni che vi sto dando sono confermate dalla provincia autonoma di Trento, che sta operando ovviamente con gli operatori del soccorso alpino, protezione civile, uomini della Guardia di Finanza, vigili del fuoco e quant'altro. Tra l'altro vi posso dare anche la notizia che sono stati trovati anche altri resti di persone disperse, resti che come sapete ormai sono consegnati agli esperti del RIS di Parma, che dovrebbe ricondurre tutti i reperti sia organici che tecnici alle vittime. Già nelle prossime ore si attendono dei risultati nella giornata di domani, ma tra l'altro poi vi propongo un'intervista fatta dalla nostra Tiziana Bolognani al comandante dei RIS di Parma. Tra l'altro è stata trovata anche dell'attrezzatura tecnica durante questa ricognizione, quindi questa mattina i controlli vista udito, così si chiamano nel gergo, e poi adesso si continua con la modalità dei giorni scorsi attraverso i droni. Io vi proporrei, prima di andare dal nostro ospite che già saluto e ringrazio, Andrea Martella, buongiorno Martella, se è d'accordo vediamo insieme il punto che è stato fatto ieri sera dai soccorritori, è l'ultimo punto ufficiale, un estratto, vediamo a che punto siamo. Oggi le vittime accertate salgono a 9, quindi abbiamo 2 vittime in più rispetto a ieri. Di queste 4 sono riconosciute dai familiari e 5 non identificate. Il fatto che oggi ci siano stati questi ritrovamenti dimostra che nulla è lasciato al caso, che si sta facendo tutto il possibile, come è stato detto nei giorni scorsi, per cercare di trovare queste persone. La strategia utilizzata si è dimostrata quella giusta ed efficace finora messa in campo. Sono stati appunto localizzati questi ritrovamenti con l'ausilio dei droni, dei vigili del fuoco e successivamente è stata fatta appunto un'operazione di recupero. È stata composta una squadra di recupero interforze da tutti gli enti che partecipano al soccorso. Questo dimostra la sinergia che si è creata in questa occasione ed sono state appunto recuperate queste salme, 2 salme. Ci siamo trovati, ci siamo organizzati per domani mattina,
molto presto per fare un'attività di ricerca a vista, di persona, con squadre a terra, nella parte appena sottostante a quella del ritrovamento odierno. Garantiremo per questa operazione tutta la sicurezza possibile, anche con l'ausilio, come già detto, di tecnologia a monte, vicino al pezzo di ghiacciaio ancora rimasto pendente, e con un monitoraggio e una comunicazione per un eventuale movimento di quel pezzo pendente immediata. E così è stato fatto dunque questa mattina da parte di 14 soccorritori e 2 cani della Guardia di Finanza. Sono stati ritrovati nuovi resti che sono stati consegnati al RIS di Parma. Capirete lo strazio e la concitazione anche di questi momenti. Tra l'altro fra poco torneremo a collegarci con la Marmolada, ci sarà un punto anche del Presidente del Veneto Luca Zaia. Nel pomeriggio è atteso l'arrivo della Presidente del Senato Casellati. Andrea Martella, buongiorno di nuovo, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Questa è una tragedia immane, non ci sono parole, anche se la politica in questi giorni si sta forse giustamente interrogando. Sì, è una tragedia immane, come lei l'ha definita, una tragedia nazionale e collettiva che riguarda tutti quanti noi. Io voglio innanzitutto esprimere ancora una volta il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, la mia solidarietà ai territori colpiti, quella di tutto il Partito Democratico, e naturalmente il mio apprezzamento e il mio sostegno al lavoro straordinario che stanno facendo i soccorritori, soccorso alpino, i vigili del fuoco, tutti quelli che in queste ore così difficili stanno lavorando per recuperare i dispersi e per cercare di fare chiarezza su quanto è successo. E dicevo, è una tragedia collettiva che riguarda tutti quanti noi. È la dimostrazione che il cambiamento climatico non governato può portare a queste tragedie e ci indica una strada molto chiara. Bisogna mettere, se qualcuno ancora ce l'aveva, da parte qualsiasi forma di negazionismo ambientale, sapere che i cambiamenti climatici esistono e che bisogna fare delle politiche ambientali una priorità, delle politiche di tutto il mondo per fare in modo di consegnare alle future generazioni un pianeta salvo e in grado di poter sopravvivere. Martello, usciamo da un periodo di negazionismo sanitario, la sto parafrasando, siamo entrati in un periodo di negazionismo ambientale. Io, se la regia è d'accordo, mostrerei queste immagini, le possiamo vedere insieme, Martella. Questo è il ghiacciaio della Marmolada nel 1880. È uno studio appena diffuso, proprio da qualche istante, da qualche minuto, dall'Università di Padova. Ringrazio la collega Valentina Visentina. È un time lapse, così in gergo tecnico. Guardiamolo insieme. Così la Marmolada nel 1880. 1905. 1954, 1971, 2000, 2006, 2015, ecco, insomma, si vede a occhio nudo, segretario Martella, questo sì, è il cambiamento climatico. Assolutamente, qualcosa di impressionante. Guardi, quella voragine azzurra di quel ghiacciaio infatti ci guarda e ci ammonisce rispetto a quello che sono le nostre responsabilità, e dobbiamo avere consapevolezza che l'Italia si trova già in una morsa di eventi che sono dati dalle siccità, che sono dati dalle alluvioni, da eventi atmosferici violenti, dagli incendi. E rispetto a tutto questo bisogna intervenire, avere la capacità di farlo con serietà e intelligenza. Fino a pochi anni fa qualcuno rideva quando si parlava di cambiamento climatico. Le destre, in modo particolare a livello nazionale e mondiale,
hanno manifestato spesso dubbi e scetticismo e talvolta al Parlamento europeo si è votato contro alcuni provvedimenti che andavano nella direzione del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente. Ecco, io penso, spero che ora non rida più nessuno e tutti quanti insieme facciamo tutto ciò che è possibile per fare in modo che le politiche green diventino centrali e non devono essere vissute solo da qualcuno come un fatto elitario, ma diventino centrali nel vissuto quotidiano delle persone, perché il riscaldamento globale, il cambiamento climatico ha a che fare con ciò che ciascuno di noi vive ogni giorno nella propria quotidianità. Tra l'altro, Martella, lei diceva la siccità. Nei giorni scorsi c'è stata la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo per 5 regioni, tra queste anche la regione del Veneto. Anche qui continuiamo a parlare di stato di emergenza, ma lei dice dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza ambientale e entrare in una nuova fase proprio di programmazione ambientale. Sì, io sono assolutamente convinto di questo. Guardi, è giusto essere vicini ai territori quando accadono delle cose, ma non è sufficiente mettere la maglietta della protezione civile o la giacca della protezione civile per evitare che le emergenze accadano o per prevenirle o per fare tutto ciò che è possibile, sapendo che ci sono anche eventi straordinari, per evitare che accadano. E quindi anche rispetto alla siccità, benissimo. Io penso che il governo che sostengo abbia fatto bene a dichiarare lo stato di emergenza, ma cosa si è fatto in tutti questi anni per programmare degli interventi che non ci facessero trovare situazioni come quelle che abbiamo visto? Cosa si è fatto per esempio, aumentare gli invasi? Cosa si è fatto per riparare le vie dell'acqua, le condotte che sono una infrastruttura importantissima, i nostri acquedotti? Cosa si è fatto per avere un sistema di irrigazione più moderno? Ecco, quando parliamo di agricoltura, che è centrale nella nostra economia, dobbiamo sempre sapere che non può essere messa in ginocchio dagli eventi atmosferici e per non essere messa in ginocchio è necessario anche programmare degli interventi. Quindi una cosa che io sto proponendo in questi giorni, mettere insieme una serie di esperti e avanzare una proposta molto precisa per dire nei prossimi 20 anni in Veneto è necessario fare questo per prevenire le situazioni di emergenza e per sostenere la nostra agricoltura, che come tutti noi sappiamo è fondamentale per la nostra economia. Quindi di fatto, Martella, se ho ben capito, una task force di esperti, immagino accademici, operativi, che studi proprio il cambiamento climatico sulla realtà del Veneto. E che faccia una proposta molto concreta da qui ai prossimi mesi per dire è necessario programmare questi interventi uscendo dalla logica pur necessaria della sola protezione civile e dell'emergenza, degli interventi che possano contrastare un fenomeno come quello della siccità e che possono garantire maggiore sicurezza alle attività economiche della nostra regione e anche all'agricoltura, come dicevo prima, ben sapendo che poi hanno a che fare anche con il costo dell'energia, con il costo della vita e quindi è necessario prevedere, programmare un intervento di questo genere. Come Partito Democratico metteremo insieme appunto una serie di persone qualificate e nel giro di qualche mese, come abbiamo fatto su altri temi, penso all'autonomia o alla sanità, avanzeremo una proposta precisa anche in questo senso. A proposito di autonomia, proprio un flash, lei dice che la proposta presentata dal ministro Gelmini è in linea con le vostre indicazioni, con quelle che sono le indicazioni del Partito Democratico del Veneto, conferma? Sì, guardi, noi qualche settimana prima della ministra Gelmini in una conferenza stampa avevamo presentato la nostra proposta di legge quadro. Ora ritrovo in quella della Gelmini le indicazioni, gran parte delle indicazioni che abbiamo dato. Penso che si possa ulteriormente migliorare con l'apporto delle regioni e con l'apporto del Parlamento, però ci sono 2 punti che vanno nella direzione che abbiamo indicato noi. Il primo, non c'è il residuo fiscale,
cioè tutta la propaganda fatta da Zaia e della Lega in questo periodo. La seconda questione, bisogna realizzare un'autonomia attorno ad alcune materie e nel nostro caso ne abbiamo indicate 7, per quanto ci riguarda fondamentali per far partire il processo di autonomia e per sostenere il sistema produttivo e sociale della nostra regione. 7, lo sottolineo io, e non 23, che poi è la proposta appunto del governatore Zaia. Fino adesso non ha portato a nulla, e quindi secondo me conviene avere realismo e responsabilità e utilizzare questa fine di legislatura per vedere se riusciamo a segnare un punto finalmente. Fine legislatura che si preannuncia rovente non solo per le temperature romane. Ieri il confronto fra il Premier Draghi e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che è orfano di una 60ina di parlamentari che hanno seguito nella scissione il ministro Di Maio. È stata una giornata concitata politicamente quella di ieri. Poi ieri sera davanti ai gruppi parlamentari Conte ha fatto sintesi. Questo è il passaggio più, secondo me, interessante. Sentiamo Conte. Ho consegnato al Premier Draghi un documento con obiettivi politici chiari. Sono obiettivi politici dove si chiarisce che non è pensabile che si continui a lavorare con forze politiche di questa maggioranza che ogni giorno mettono in discussione l'esistenza del reddito di cittadinanza. Insomma, un Giuseppe Conte particolarmente accalorato. C'è questo documento in 9 punti: non si tocchi il reddito di cittadinanza, si parli di salari minimi, dice Conte, e poi si rilanci anche lo strumento del super bonus. Lei è d'accordo con tutte queste rivendicazioni, Martella, e a che gioco sta giocando Conte? Lo strappo è nell'aria o è solo uno spauracchio? Secondo me non c'è uno strappo nell'aria. Credo che tutti hanno la consapevolezza che il governo in una fase come questa debba mantenere la propria stabilità e cercare di lavorare in favore degli italiani, soprattutto per evitare le conseguenze economiche e sociali di una crisi che è originata dalla pandemia prima e dalla crisi in Ucraina, dalla guerra in Ucraina poi. E quindi io non penso che ci saranno degli strappi, però penso che oggettivamente il governo sia entrato in una fase di turbolenza, complice la fine della legislatura e complice il travaglio di alcune forze politiche, il Movimento 5 Stelle e la Lega in modo particolare. L'Italia ha un pilota esperto e navigato come Draghi. Draghi può contare sul sostegno del Partito Democratico per le politiche che è necessario fare in questo periodo, le risorse europee per la ricostruzione del Paese e tutte le misure a sostegno delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori in questo momento. E poi è chiaro che insomma le elezioni politiche non sono poi così tanto lontane, quindi ogni forza politica si dovrà presentare con le proprie idee, con la propria visione del Paese. Se ci saranno le condizioni, anche con il Movimento dei 5 Stelle, di verificare qualche convergenza, la vedremo in quel momento. Perché su questo aspetto Dario Franceschini è stato molto chiaro, ha detto e ha avvertito di fatto: se il Movimento 5 Stelle strappa anche con il PD. È così? Oggettivamente penso che abbia ragione quello che stavo dicendo anch'io. Non penso che ci sarà uno strappo, infatti Franceschini ha parlato prima dell'incontro di ieri. Se ci dovesse essere uno strappo, è chiaro che quell'intesa che abbiamo cercato, pur tra le difficoltà di avere nel corso di questi mesi, diventa più difficile, quindi ognuno poi si assumerà le responsabilità che deve assumere. Per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare nello sforzo che stiamo facendo, quello di un campo largo che sulla base di un'unità programmatica possa tenere insieme
forze democratiche, progressiste, e anche chi si riferisce al Movimento 5 Stelle. È chiaro che è uno strappo adesso, però sarebbe preclusivo di un'intesa più avanti. Quindi diciamo, Martella, il primo vostro obiettivo, stretto giro di posta, è blindare il decreto aiuti, portarlo in aula il 16 di luglio senza strappi, utilizziamo questa parola, e quindi liberare le risorse che servono alle famiglie e alle imprese. Sì, perché anche il PD qualche volta avrebbe la convenienza di, come dire, pensare ai propri tornaconti elettorali, ma mettiamo prima gli interessi del Paese. Quindi in questo momento credo che sia necessario approvare questo decreto, non solo le altre riforme che sono in questo momento in discussione in Parlamento, proseguire il lavoro per avere le risorse del PNRR e lavorare poi dopo l'estate per la legge di bilancio. È chiaro che poi nel 2023 ci saranno le elezioni politiche e noi pensiamo di avere le carte in regola per giocare la nostra partita, anche le ultime elezioni amministrative lo dimostrano, e vorremmo farlo mettendo insieme più forze politiche sulla base, come ho detto, delle cose che bisogna realizzare, del programma e della visione del Paese. Approvare questo decreto e immagino prepararsi ad approvarne degli altri, perché ci attende un settembre nero, lo dicono quasi tutti gli indicatori, le associazioni di categoria e quant'altro, visto l'andamento dei prezzi e questa inflazione galoppante. Sì, io penso che noi dobbiamo sapere che il perimetro della nostra azione è dato da tre grandi, diciamo, temi. La centralità dell'Europa, che ci serve per le risorse, per la pace e per avere politiche più inclusive e comuni. La sostenibilità ambientale di cui abbiamo parlato prima, che è fondamentale per il futuro delle nuove generazioni e del nostro pianeta, anche nella riconversione della nostra economia, e infine l'agenda sociale, che vuol dire sostegno a imprese e lavoratori, che vuol dire, per quanto ci riguarda, l'applicazione della direttiva europea sul salario minimo, che vuol dire la riforma dei contratti e la possibilità di intervenire anche sul cuneo fiscale per diminuire le tasse sul costo del lavoro sia per gli imprenditori che per i lavoratori. Ecco, queste sono le priorità su cui dobbiamo lavorare quando parliamo di agenda sociale. Le priorità di fine legislatura, chiamiamole così per dare un titolo. Grazie Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Buon lavoro Martella. Grazie a lei e buon lavoro. E noi ritorniamo ovviamente alla tragedia della Marmolada. Vi ho detto, le ricerche stanno proseguendo, questa mattina sono state effettuate via terra per circa 2 ore, poi sono entrati in azione nuovamente i droni. Tra i dispersi c'è il giovane vicentino Nicolò Zavatta, il 22enne, che appunto sta lasciando nella disperazione e nell'angoscia tutti i suoi familiari e chi lo conosceva. Ti dobbiamo un favore, quello di ricordarti così risoluto nella tua vocazione tra queste rocce, ora felice per sempre. Questo il ricordo commosso del papà di Nicolò. Una presa di coscienza, un ritratto del figlio nel post di Michele Zavatta, padre di Nicolò, il 22enne di Barbarano Mossano, il più giovane dei dispersi della tragedia della Marmolada. Ha condiviso una foto del suo ragazzo sul gruppo Facebook Dolomitici, di cui il giovane faceva parte, in cui si legge: 22 anni e il sogno di un vero alpinismo ti hanno portato sui fianchi della regina, in riferimento alla Marmolada dove si trovava. Non era la vetta la tua destinazione, ma qualcosa di più grande, aggiunge il padre. Un corso di sicurezza e salvamento in Crepaccio insieme alla guida alpina Paolo Dani, 52enne di Valdagno, tra le vittime accertate. Ti dobbiamo un favore, conclude il papà, quello di ricordarti così, risoluto, nella tua vocazione tra queste rocce, ora felice per sempre. E a ricordare Nicolò e le sue tante attività sono i concittadini, il sindaco Pretto, vicino alla famiglia.
Conosciutissimo, un ragazzo molto dinamico, faceva parte della parrocchia, dei gruppi parrocchiali, amante della musica, suonava in una band locale, per cui era un ragazzo molto che si faceva molto voler bene Nicolò, e quindi veramente ha lasciato un vuoto importante. Nicolò, che risulta ancora tra i dispersi, i genitori l'altro ieri erano a Canazei per il prelievo del DNA, strumento che viene utilizzato per il riconoscimento nei corpi straziati. Nuovi ritrovamenti risalgono a ieri. Insieme a Nicolò c'era l'amico Riccardo Franchin, anche lui di Barbarano, che è riuscito miracolosamente a salvarsi dalla valanga di ghiaccio e roccia ed è ricoverato all'ospedale di Trento. Mi ha colpito sì perché due giovani ragazzi, fatalità presenti sul posto, due amici poi, due ragazzi che erano appassionati di montagna, che pensavano di godere di una giornata piacevole a quelle altitudini, ed entrambi coinvolti in questa tristissima vicenda. Siamo tutti senza parole. Senza parole, e in tanti, tutti siamo senza parole in questi giorni. Vi dicevo prima, i RIS di Parma hanno un ruolo fondamentale in questi giorni. Tiziana Bolognani nelle scorse ore, la nostra Tiziana, ha intervistato Gianpietro Lago, che è comandante dei RIS di Parma, che spiega quello che di fatto sta succedendo sulla Marmolada, dove tutti i reperti vengono ovviamente presi in carico e portati nei laboratori. Ma sentiamo Lago intervistato da Tiziana Bolognani. Vi abbiamo visto al lavoro oggi, un lavoro certosino, quello che spetta alla vostra specialità. Sì, come si diceva, si tratta di un lavoro paziente, da un punto di vista tecnico non ci sono difficoltà particolari, i reperti sono in condizioni necessariamente, come dire, non anatomiche, dico da un punto di vista biologico non particolarmente degradate, per cui non ravvediamo grosse difficoltà dal punto di vista analitico. Serve grande metodo e come dire, capacità di eseguire con rigore i protocolli per quanto riguarda la catalogazione e l'acquisizione dei prelievi. Per i tempi, l'abbiamo detto, saranno comunque relativamente brevi. Saranno brevi, ovviamente siamo legati all'acquisizione dei campioni. Fonti investigative questa mattina davano il limite temporale di domani mattina per conoscere questi esiti. Ci sono poi le parole istituzionali, ma che istituzionali, il tono non è ovviamente quello istituzionale, è del presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che guarda anche al giorno di lutto cittadino proclamato per sabato. Sempre Fugatti, intervistato da Bolognani. La dimostrazione del lavoro di oggi fatto con i droni che ha portato al ritrovamento di questi due corpi significa che il sistema che noi avevamo sempre detto utilizziamo i più moderni sistemi tecnologici ha portato a dei risultati. Va detto anche che l'identificazione sul campo è stata fatta dai droni, ma poi sul campo sono andate le persone, cioè gli uomini del soccorso alpino, a recuperare i corpi, ed è stato fatto in una situazione anche di rischio. Questo a dimostrazione che il sistema della protezione civile trentina, in collaborazione con la protezione civile nazionale e tutti gli organi dello Stato, oggi sono qui i RIS, dimostrano che ce la stiamo mettendo tutta per cercare di ritrovare queste persone. C'è anche molta riservatezza, voi continuate, no, a garantire la riservatezza per tutelare anche i familiari, soprattutto i familiari delle vittime e degli scomparsi, dei dispersi di cui tuttora non si sa nulla. Come voi avete notato, questa è stata una scelta che abbiamo fatto fin dall'inizio, magari anche arrivando dopo certe fughe di notizie che oggettivamente poi è normale che anche ci siano, voi conoscete bene il tema, però noi mettiamo in primis la sensibilità delle famiglie, dei cari di queste persone e anche il rispetto, e quindi diamo le informazioni quando siamo certi di poterle dare,
nei confronti dei familiari e quando sono su informazioni sicure. Ci sarà questa giornata di lutto che coinvolgerà tutta la Val di Fassa, sabato. Sì, sabato ci sarà la messa col Vescovo di Trento e col Vescovo di Vicenza, una dimostrazione di un territorio, la Val di Fassa, il territorio trentino, che si stringono attorno ai parenti e alle vittime. E rimangono stabili le condizioni del trentenne di Fornace in provincia di Trento, che si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. La notizia che Davide Carnielli è vivo ha fatto dire al sindaco: abbiamo ricevuto una grazia. Questa è l'intervista di Lina Paronetto. La situazione è comunque delicata, ma c'è stato veramente un qualcosa di miracoloso. Da Fornace, comune alle porte di Trento, il sindaco Mauro Stenico non esita a parlare di miracolo per la vita risparmiata dal crollo in Marmolada del trentenne Davide Carnielli, che è anche consigliere comunale nella sua comunità. Dato per disperso, poi il timore che fosse addirittura tra le vittime, infine il riconoscimento in ospedale grazie alle foto che il governatore Zaia ha fatto scattare dai sanitari mostrandole ai familiari. I piedi, un orecchio, i genitori hanno ritrovato Davide. Un caso risolto, ha sottolineato oggi Zaia, bypassando la privacy, e che ha ridato speranza alla famiglia e alla comunità, in cui il giovane, a livello amministrativo, si è concentrato sulla valorizzazione dei percorsi a piedi e in bicicletta rivolti ai turisti. Il sindaco è in continuo contatto con la famiglia. L'ultimo contatto è stato che ho avuto con i familiari direttamente ieri sera. Certo, la notizia del suo riconoscimento è stata una notizia di giubilo per tutta la comunità e anche per l'amministrazione comunale di Fornace, di cui lui fa parte come consigliere, fra l'altro, e bisogna in questo momento rimanere in attesa. Ricoverato nella rianimazione della neurochirurgia, il quadro clinico di Davide è complesso ma stabile. Siamo tutti vicini a Davide, alla famiglia, e siamo vicini con la preghiera soprattutto, perché speravamo fin dal primo momento in un miracolo. Una grazia qui c'è stata, perché non mi sento di esprimerlo con altre parole, e attendiamo il suo ritorno in Consiglio Comunale. Il posto suo ovviamente c'è, verrà conservato, e che passi un mese, che passi un anno, che passino 6 mesi, questo non ha nessuna importanza. Non appena sarà pronto possiamo accoglierlo volentierissimamente fra di noi e con grande felicità. Facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ci colleghiamo direttamente con Canazei. A fra poco. Di nuovo in diretta su Antena 3 per raccontarvi questo quinto giorno di ricerche sulla Marmolada. Fra poco saremo in grado di collegarci in diretta con Canazei. Sul posto c'è anche il governatore del Veneto Luca Zaia, lo ha raggiunto il presidente della provincia di Trento Fugatti, che avete sentito poco fa. La Valle si sta preparando al sabato di lutto con una cerimonia dei vescovi di Trento e di Vicenza. Vicenza, che è il territorio che ha pagato di più in termini di vite umane. Ci collegheremo poi anche con Silvia Cestaro, che è consigliere regionale e è stata sindaca per tanti anni di Selva di Cadore. Vedo però che il collegamento con Fabio Fioravanzi c'è da Canazei. Fabio, che si trova con Stefano Bozzi. Buongiorno Fabio. Allora, intanto, visto l'hai citato, di che Stefano è qui da lunedì, 12 ore al giorno, sta facendo un lavoro incredibile, lo ringrazio a nome un po' di tutti noi colleghi. Sono con Nicola Casagli, che da lunedì è qui a sua volta, professore universitario, incaricato dalla Protezione Civile di monitorare fino a settembre il ghiacciaio della Marmolada, quindi chiedo a lui quali sono oggi le condizioni del ghiacciaio. Noi abbiamo installato la strumentazione fra lunedì e martedì, da martedì è in funzione, quindi stiamo raccogliendo i primi dati. In questo momento vediamo il naturale movimento del ghiacciaio, il naturale flusso del ghiacciaio molto lento, però quello che ci interessa in particolare è l'evoluzione della scarpata che si è formata a seguito della valanga di ghiaccio e di detrito di domenica. Ecco, in quella zona
non vediamo movimenti rilevanti, né movimenti graduali ma nemmeno movimenti di stacchi improvvisi, niente in questo momento. La Marmolada ovviamente oggi è chiusa, lei immagina che prima della fine dell'estate si possa da qualche parte tornare a salire su una delle montagne più amate da chi ama la montagna? Non spetta a me a dirlo, ma troverei ragionevole di sì, cioè nel senso possiamo perimetrare la zona a rischio e consentire l'accesso nelle zone in cui ci sono ragionevoli condizioni di sicurezza. Il rischio zero in montagna non esiste. Lo stupore per questo drammatico episodio ricorda come stupore il primo tsunami, la prima tromba d'aria, Vaia, nessuno si aspettava una cosa del genere. Un fenomeno drammatico, tragico, ma a parte le vite umane parlo dell'aspetto geologico di queste dimensioni. Si vede, è raro vederlo, si è già visto, dove? Sono già verificati eventi di questo tipo, anche se sono eventi rari, quindi non si verificano tutti gli anni, si verificano ogni 10-15 anni e quindi si tende a dimenticarli. Se ne è verificato uno del tutto simile, anche se più piccolo, non più di 2 settimane fa in Svizzera, tra l'altro anche lì con purtroppo delle vittime. Bisogna mettere attenzione anche a questi fenomeni rari che non sono né valanghe né frane, ma sono valanghe di ghiaccio, di stacchi di seracchi di ghiaccio che poi evolvono in valanghe di ghiaccio. È possibile prevenirli se ci si dedica la giusta attenzione facendo una mappatura delle zone a più alta criticità e installando strumentazione di monitoraggio adeguata. Ma quanti sono i ghiacciai che andrebbero monitorati in Italia? Lei ne ha un'idea? Sono centinaia. In Italia il catasto censisce più di 800, quasi 900 ghiacciai, 200 dei quali almeno sono ghiacciai importanti. Tutti sono in fase di arretramento e di scioglimento, quindi tutti possono avere fenomeni. Quanti sono monitorati? Credo 2. È drammatica detta così. E così se le dico, le frane in Italia sono, c'è chi dice 500.000, c'è chi dice 1 milione, c'è chi dice 2 milioni e monitorate saranno poche centinaia. Grazie mille professore. Vedendo la giornata di oggi, che è una giornata con l'arrivo questa mattina di Zaia e che sarà poi completata questo pomeriggio con l'arrivo del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, questa mattina 14 soccorritori, 2 cani sono saliti a piedi, sono partiti dalla mattina all'alba con gli elicotteri che erano pronti in caso di pericolo a portarli via in pochi secondi calando dei verricelli. Purtroppo o per fortuna comunque si sono trovati ancora dei resti portati a valle, andranno esaminati per capire chi purtroppo ha perso la vita, a chi fanno riferimento, e su questo qui nel parterre dei giornalisti, popolatissimo, oggi c'è stato anche dell'incertezza proprio per i numeri esposti da Luca Zaia nel corso dell'incontro che ha fatto con noi giornalisti, che adesso andiamo a sentire, dove ha cominciato proprio rispondendo a noi. Il bilancio di questa tragedia purtroppo ormai è pressoché definito, stiamo parlando di 11 persone decedute o disperse, ad oggi l'identificazione riguarda 3 veneti, degli 8 che abbiamo tra i deceduti e dispersi, e una signora, la signora Bertoldi di Levico tra gli identificati, quindi abbiamo Dani, Bari, Carollo e Bertoldi. E dall'altro voglio anche ricordare che abbiamo degli 8 feriti, 7 ce li abbiamo ancora in ospedale, un paio sono gravi, 3 dei quali sono in Veneto. E direi che questa tragedia ha tutti i connotati di essere una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, a sentire anche i racconti di chi la montagna la conosce bene. Adesso cercheremo di continuare con le ricerche, perché poi è quello che ci siamo prefissi, e ho parlato più volte anche col collega Fugatti, e l'idea è quella di fare in modo di riportare a casa tutti e quindi di arrivare all'identificazione. Ovvio che di reperti biologici e tecnici se ne sono trovati, adesso è avviata la fase della ricerca del DNA per matchare, quindi fare in modo di identificare, diciamo, i reperti biologici con i familiari. Questa tragedia farà ripensare anche il modo di vivere la montagna? Ma guardi, questa tragedia è unica, è bene ricordare che è venuto giù un grattacielo di 70 piani.
200 metri di lunghezza, 60 metri di larghezza e 30 metri di profondità. E abbiamo migliaia di ghiacciai, più di 4.000 ghiacciai nell'arco alpino. Direi che io ho parlato anche con i nostri tecnici, pensare a un modello tipo rischio valanghe per la neve è difficile perché i modelli non sono esattamente oggi collaudati. Del resto questo evento lo si capisce anche dal racconto dei sopravvissuti, è stato un evento veramente che è durato pochissimi secondi, un grande boato e via. Anche il sistema radar e altri sistemi nel momento in cui lo percepiscono è già accaduto. C'è chi fa l'idea delle bandiere come al mare. Ma guardi, ne ho parlato anch'io, però è pur vero che poi gli esperti ci dicono che non si rischierebbe che in via, diciamo, di autotutela e prudenziale ci siano sempre bandiere, perché poi questo è l'altro aspetto. Dopodiché dobbiamo anche dire una cosa, che nessuna attività umana è a rischio zero e ovviamente il rischio aumenta se poi le escursioni le si fanno ovviamente su ghiacciai o in altri luoghi impervi. Devo anche dire però che queste persone che sono state coinvolte sostanzialmente erano tutti dei grandi esperti, questo dà la dimostrazione anche dell'imprevedibilità del fatto. Alle famiglie cosa si sente di dire? Alle famiglie che cosa si sente di dire? La nostra vicinanza è che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro cari. Sabato sarà lutto in Val di Fassa, voi avete inventato qualcosa? Noi partecipiamo e partecipiamo assolutamente a questo lutto. Ne ho parlato con il sindaco, ne ho parlato con il presidente Fugatti. Diciamo che non sarà una bella giornata, ma del resto non lo sono tutte queste belle giornate. Pensare che lassù ci sono ancora delle persone che dobbiamo ancora riconsegnare. Allora, calma. Stefano. Buongiorno a tutti. Allora, siamo in diretta. Abbiamo il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, Presidente del Corpo Nazionale Maurizio Dell'Antonio. Scusate, non si possono lasciare i microfoni qui. Allora, calma, altrimenti interrompiamo. Scusate, un po' di calma, cortesemente. Allora, chiedo magari al Presidente Fugatti di... Sì, stamattina è venuto il Presidente Zaia, abbiamo fatto una riunione tecnica con tutte le strutture, tutte le forze in campo, abbiamo fatto un riepilogo della tragica situazione che quindi stiamo ad aggiornarvi rispetto ai numeri di ieri. La novità di questa mattina è che 2 persone sono state riconosciute, si tratta di 2 cittadini della Repubblica Ceca e quindi nel controllo dei numeri le vittime sono 9, di queste 6 riconosciute, i 4 che già erano stati riconosciuti ieri, più i 2 riconosciuti questa mattina dai familiari. Sono venuti i familiari insieme al console, si sono recati dove noi abbiamo la struttura dove ci sono le salme ed è stato eseguito il riconoscimento da parte dei familiari. Altre novità sui numeri non ce ne sono e quindi rimangono sempre i 7 feriti, 4 nelle strutture ospedaliere trentine e 3 nelle strutture ospedaliere venete e i 5 soggetti che sono stati fin dall'inizio richiesti dalle famiglie e che ancora non sono stati trovati o non hanno una identità. Questa mattina sono continuate sul campo le ricerche e 14 operatori con 2 cani della Guardia di Finanza dalle 6:30 alle 9:15 hanno operato sul campo, quindi come avevamo detto nei giorni scorsi gli uomini sono andati sul campo e quindi in una situazione di pericolo, però in sicurezza, perché come abbiamo spiegato nei giorni scorsi le modalità di azione hanno permesso di agire in sicurezza con un elicottero nel caso ovviamente di eventi straordinari. Sono state trovate molti reperti, chiamiamoli tecnici,
materiale tecnico di chi andava in montagna e anche qualche reperto organico. Presidente, mi scusi, possiamo fare un po' di chiarezza sui numeri? Prego, Faccio un po' di prego. Esattamente le persone che ipoteticamente sono state coinvolte in questa tragedia, tra morti, dispersi, non identificati, quant'è? 11 o 12? Le vittime avute sono 9. Di queste 6 sono state riconosciute e quindi ci sono 3 vittime oggi senza un nome. Okay? Poi ci sono altre, al netto dei 7 feriti che comunque sono stati coinvolti, poi ci sono altre 5 persone, tutte italiane, che sono state richieste dalle famiglie. Occorrerà capire se fra queste 5 persone ci sono soggetti che rientrano nei 3 che ancora dobbiamo riconoscere, perché questo non lo sappiamo, questo è lo stato delle cose. Ma quindi dire 3 dispersi non è corretto ancora che rimanga? Questo noi non li chiamiamo dispersi, noi li chiamiamo reclamati dalle famiglie, abbiamo fatto così fin dall'inizio. Reclamati in tutto, quanti sono? Ma no, anche tra quelli che hanno un'identità, i reclamati in tutto sono... No, i reclamati hanno tutti un'identità, ok? No, vabbè no. No, un reclamato non è una vittima, fin dall'inizio i reclamati sono persone reclamate dalle famiglie che non appartengono alle vittime, perché potrebbero tornare... Possiamo dire che nella peggiore delle ipotesi, tra quelle che sono purtroppo le vittime identificate e non identificate e i reclamati di cui non si sa ancora niente, quindi però il massimo, l'ipotesi più drammatica, fa 14? Questa è teoricamente l'ipotesi più drammatica, noi ovviamente speriamo che sia minore. Okay. Perché i 3 potrebbero fare parte dei 5. Potrebbero far parte del 5, però finché non vengono identificati noi non lo possiamo dire. Diciamo che non è corretto nei confronti delle famiglie e delle persone stesse. Ho fatto l'ipotesi del dramma peggiore, qui potremo e dobbiamo essere preparati. Oltretutto. E potrebbe essere che tra i 3 non identificati siano anche non reclamati. Quindi noi per questo abbiamo la prudenza che abbiamo avuto fin dall'inizio nel dare i numeri, nel dare i nomi, nel considerare le persone già decedute tra quelle reclamate, perché finché non vengono riconosciute io credo non sia corretto nei confronti delle famiglie. Il range è tra 11 e 14, mi pare di capire. A meno che su quel versante non ci siano state altre persone che potrebbero essere ritrovate nelle prossime ore che non sono state reclamate. E questo non lo sappiamo. So che sono aiutate e sono supportate le famiglie. Qual è la situazione? So che sono aiutate e sono supportate le famiglie. Qual è la situazione di chi purtroppo sta vivendo questa tragedia? Noi qui abbiamo fin dall'inizio una struttura che da sempre opera in queste situazioni, sono gli psicologi per i popoli che da sempre in situazioni così drammatiche supportano i familiari. Quindi il percorso di sostegno in questa fase viene gestito, io dico, in modo molto professionale da queste persone. Visto che siamo tanti, c'è un messaggio che è utile che noi giornalisti trasmettiamo dopo quello che è avvenuto? Io credo che, ed è quello che è stato fatto fin dall'inizio, ci voglia nel dare da parte nostra, noi come istituzione, parlo per noi, il giusto equilibrio e la giusta accuratezza nel dare le informazioni nei confronti delle persone interessate. Zaia? Presidente Zaia, prego. Zaia, scusa, non puoi stare così. Sei davanti a loro, non è giusto. Ok, è una conferenza stampa, non si fa così. Grazie. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, noi oggi, questa mattina, abbiamo fatto l'ulteriore riunione di coordinamento, noi siamo presenti ovviamente nell'unità di crisi con i nostri tecnici e nello scenario della tragedia con i nostri operatori, ad esempio questa mattina c'erano sui nostri dronisti con i droni. Fronte ricerche, sulle ricerche si conviene di andare avanti fino all'estremo, nel senso che tutto il materiale biologico e tecnico che si riesce a rintracciare con i droni e con altre modalità lo si raccoglie e lo si va a repertare. Ecco, c'è da dire che il Presidente Fugatti oggi alle 5 presenterà anche
tutto il modello di ritrovamenti georeferenziati che dà una dimensione del lavoro poderoso che è stato fatto, e quindi io voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato nello scenario, diciamo, di questa tragedia, perché vedrete e avrete contezza anche della georeferenziazione di tutto quello che sono i reperti, anche, che ha aiutato molto anche a capire anche il movimento che c'è stato durante questa, diciamo, questa frana, il fatto che ci sia stato questo grattacielo di 70 piani che è venuto giù. E dall'altro il bilancio della tragedia è un bilancio che ormai si va a delineare, che tocca da vicino il Veneto, e questo è poco ma sicuro. Insomma, il Veneto paga un tributo grande in questa tragedia, con, diciamo, tra morti e dispersi, insomma, che noi siamo sempre speranzosi, speriamo che ci sia qualche anche buona notizia, però insomma il dato è un dato che ci inquieta. Dall'altro abbiamo 3 dei 7 pazienti oggi ricoverati sono in Veneto, sono 2 cittadini tedeschi, uno a Feltre e uno a Belluno, e poi il famoso cittadino Davide Carnielli ricoverato in terapia intensiva a Treviso, per il quale abbiamo appunto avuto questo ricongiungimento e riconoscimento da parte dei genitori. E rispetto al ghiacciaio stiamo elaborando un provvedimento assieme di chiusura in salvaguardia di tutta quell'area, dell'area ovviamente che è stata teatro della tragedia, e auspichiamo che a livello nazionale poi si attivi questo tavolo per un'eventuale riflessione con eventuali regole, ma lo dico fra virgolette in maniera in punta di piedi, che comunque dovranno essere elaborate dai tecnici. Noi non siamo nelle condizioni di stabilire delle regole, anche perché, come dico sempre, e l'ho detto in tempi non sospetti, non esiste attività umana a rischio zero, tantomeno un'escursione su un ghiacciaio piuttosto che un'escursione in montagna o altro, cioè il rischio zero non esiste nella vita, per cui le regole non è che ti mettono a riparo dei rischi. Ovviamente se si può far tesoro, purtroppo brutto dirlo, di quello che è accaduto e capire se c'è ancora qualcosa che si può fare dal punto di vista tecnico, siamo qui per farlo. Prego. Lo chiedo a entrambi, non so chi possa rispondere, le condizioni dei pazienti ricoverati. Ma le condizioni dei pazienti... Guarda che te lo continuano a chiedere. Le condizioni dei pazienti ricoverati sono, per quanto riguarda i veneti, i 2 signori tedeschi, una signora, evito di dire l'età, e i 2 signori tedeschi che sono rispettivamente a Feltre e a Belluno, sicuramente ci fanno ben sperare, sono situazioni che vanno verso, diciamo, il miglioramento. Per la situazione di Treviso, e quindi sto parlando del paziente in terapia intensiva, ci sono degli aspetti neurochirurgici, cardiochirurgici, quindi 2 team che stanno lavorando in un paziente ovviamente politraumatizzato sia con traumi cranici, con un trauma cranico importante e trauma toracico. Ovvio che siamo tutti concentrati su questo paziente e i sanitari stanno facendo veramente l'impossibile, ma anche lì insomma stanno accompagnando con le cure, e speriamo insomma che se ne venga fuori. Scusate, i geologi dicono che questo ghiacciaio continuerà a sciogliersi. In questo momento, quindi, per quanto si prevede che rimarrà chiuso il massiccio? Io posso dire una roba sullo scioglimento, perché sembra una novità quella dello scioglimento, che sembra che qua ci siamo tutti distratti, non ci siamo accorti che è dal 1910 che il ghiacciaio si sta sciogliendo, e ad oggi, se vi interessa il dato, è il 45,5% del ghiaccio se n'è andato, e quindi il processo, anche in virtù dell'innalzamento delle temperature, dello scongelamento del ghiacciaio, dei ghiacciai, è evidente. E dopodiché, rispetto a eventuali chiusure, noi il tema della risalita con la funivia, insomma tutto quello che è in sicurezza è garantito, dopodiché valuteremo tutto il resto. Però ripeto, oggi siamo concentrati qui, ma abbiamo più di 4.000 situazioni di ghiacciai nell'arco alpino, quindi vorrei anche ricordare che i problemi che ha questo ghiacciaio ce li hanno tutti rispetto allo scongelamento. Ecco, grazie. Scusate, ieri avevamo un computo, abbiamo avuto qualche problema, noi davvero dovete scusarci. Ieri avevamo un computo di 7 vittime e 5 dispersi, sono le vittime poi diventate 9 e i dispersi si sono ridotti a 3. Oggi purtroppo ci avete spiegato noi non abbiamo mai detto questo. Ecco, ci può ancora riepilogo? Dei dispersi. Noi non abbiamo mai parlato dei dispersi, ok? Quindi le informazioni che diamo noi, poi voi ovviamente le date come ritenete poi. Noi abbiamo sempre parlato di
persone reclamate dalle famiglie, che è diverso da disperso. Allora, il dato di oggi si diversifica rispetto a quello di ieri, solo perché tra le vittime già accertate in quanto vittime si sono riconosciute 2 persone, avvenuto il riconoscimento in questa mattinata da parte dei familiari arrivati qui insieme al console della Repubblica Ceca, che sono 2 persone tra le vittime riconosciute in più. Questo è quello che cambia rispetto a ieri. Sono i 2 corpi che sono stati portati a valle ieri? Non sono i 2 corpi riportati a valle ieri. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, grazie. Grazie. Allora, avete sentito le dichiarazioni del Presidente della Provincia di Trento e del Presidente della Regione Veneto. Io non ho nulla da aggiungere, lì nello studio. Grazie davvero Fabio, a te e Stefano Bozzi. Torneremo a ricollegarci più tardi. Siamo riusciti a mandare in onda in presa diretta la conferenza stampa espressa, convocata di fatto alle 12:40 dal governatore Zaia con il collega della provincia autonoma Maurizio Fugatti. Avete sentito la contabilità aggiornata di questa tragedia che abbiamo definito immane, e il termine è assolutamente appropriato. Saluto e ringrazio, l'abbiamo messa in attesa, però appunto dovevamo dare la precedenza a questi aggiornamenti. Silvia Cestaro, consigliere regionale, già sindaco di Selva di Cadore, amministratrice del territorio, rappresentante della Gordino. Buongiorno Cestaro. Buongiorno. Sono giorni durissimi questi per Canazei, per la Val di Fassa, ma per la Gordino sostanzialmente. La Marmolada è il massiccio di 2 regioni, di 2 province, di 2 territori. Com'è la situazione? Qual è l'umore della valle? Ma sono giorni difficili per tutta la montagna, credo, indistintamente, perché ci fa vedere come la natura riesca a prendere sopravvento anche dove noi pensiamo di avere certezze, garanzie, conoscenza di quello che il territorio ci mette a disposizione. Mi piace ricordare un passaggio di Messner che dice: siamo tutti esperti di montagna, ma la montagna non lo sa. E questa è la realtà. Al di là del ghiacciaio, noi abbiamo vissuto tanti momenti in questi ultimi 15 anni di drammi. Abbiamo visto il dramma del Falco, ma anche nel 2011 i 2 soccorritori del soccorso alpino morti per il distacco di alcuni sassi durante un soccorso sul Monte Pelmo, e così via. La montagna è difficile, è difficile da vivere come alpinista, per quanto uno possa essere esperto, è difficile da vivere come popolazione. Sarebbe bene ricordarselo in tutti quanti gli ambiti, non solo quando accadono questi drammi. Senta, le faccio una domanda da bellunese, no? Tanti in questi giorni stanno parlando di montagna non avendo mai vissuto in montagna, quindi forse un po' anche a sproposito. Sì, diciamo che si è parlato forse un po' troppo, anche pensando alle vittime e ai familiari delle persone, come dicevano il Presidente Fugatti e il Presidente Zaia, che sono ancora in attesa di sapere se le persone che hanno reclamato sono tra le vittime o se, speriamo, si trovano in altri luoghi. Per rispetto a loro e per rispetto soprattutto dei tantissimi esperti del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, che in questi giorni non si sono mai fermati e hanno cercato in tutte le maniere di trovare i reperti, di riuscire a dare una risposta quanto più possibile a queste famiglie. Per rispetto a loro bisognerebbe forse cercare di moderare un po' i toni e di essere più attenti a quello che si dice nei confronti della montagna, delle persone che ci abitano. La questione del cambiamento climatico, consigliere Cestaro, è diventata una questione politica, già lo è diventata da tempo sostanzialmente. I singoli territori come possono declinare questa tematica? Perché di fatto siamo di fronte a un tema
gigantesco. I singoli territori, i comuni, lei è stata sindaco di un comune importante dell'Agordino, emblema dell'alta montagna delle Terre Alte, la Regione del Veneto, le istituzioni locali, come possono declinare operativamente questo tema? Ma lei ha detto bene, è una problematica che è a livello globale. Sicuramente i nostri comuni nel loro piccolo si sono impegnati, stanno facendo nel cercare di dare delle risposte chiaramente a livello locale sulla raccolta differenziata, sulla ricerca di promuovere magari un turismo che sia meno di impatto sul territorio, quindi evitando l'utilizzo delle auto, magari favorendo gli spostamenti con i mezzi pubblici, a piedi, attraverso attività comunque che non impattino fortemente nel livello globale dell'ambiente. Però il ragionamento non può essere certo pensato a livello ovviamente locale. Cioè, stiamo parlando, come dicevamo prima, di 4.000 ghiacciai solo sull'arco alpino. Stiamo parlando di un sistema di riscaldamento globale che è partito da oltre 100 anni, ma che pensandolo in un ragionamento di aree geologiche fa parte di tutto quanto un meccanismo che la natura ha di adeguamenti e di assestamenti continui. Certo non è che si può pensare di imputare solo a determinati comportamenti dell'uomo e tantomeno dell'uomo di montagna queste catastrofi. Ce ne sono sempre state, lo ricordava prima anche il professore dell'università, e forse adesso siamo molto più antropizzati e ci si accorge in maniera molto più impattante di questi eventi. Ecco, di fronte a queste immagini che stiamo trasmettendo, ringrazio la regia Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia, torniamo appunto su quello che è successo alle 13:45 di domenica. L'altro ieri sera, poi è stato confermato ieri da parte della Procura della Repubblica di Trento, si tratterebbe di un evento inatteso, imprevedibile, così è stato definito. Lei, che appunto è un'amministratrice di montagna, Cestaro, è davvero stato un evento imprevedibile? Lo è stato, sicuramente. È chiaro che si può pensare col senno di poi che certi rumori, che certi movimenti, che certi segnali potevano far presagire un evento del genere, però insomma, al di là di quello che si può pensare a posteriori, è evidente che se veramente ci fosse stato un'idea, una cognizione di quello che poteva accadere, nessuno avrebbe permesso la fruizione dell'area. Voglio dire, quando noi abbiamo avuto Vaia, la protezione civile regionale aveva attivato per tempo la cosa, c'era stato un segnale, si sapeva che sarebbe accaduto, sono stati attivati tutti quanti i sistemi di monitoraggio, allertata la protezione civile, tutti quanti i volontari e i non volontari presenti sul territorio, quindi è chiaro che quando si sa che un evento è probabile, la macchina si mette in moto e si mette in moto anche in maniera molto efficace. In questo caso qui era veramente difficilissimo poter prevedere una cosa del genere, ma ne ho parlato prima quando c'è stato il distacco nel 2011 di questi pezzi di roccia sul Monte Pelmo. Le due persone che sono morte, che sono tra l'altro erano due soccorritori di San Vito, hanno subito questo impatto con le rocce mentre stavano soccorrendo delle persone che erano incrodate sotto una cengia di questa montagna, due turisti tedeschi. È chiaro che anche loro, se avessero potuto presagire che in quel momento si sarebbero staccati dei sassi, non sarebbero certo andati a fare il soccorso. Delle volte veramente il caso purtroppo non lascia scampo. Cestaro, un'ultimissima domanda. Che giornata sarà quella di sabato per l'Agordino? È stato proclamato il lutto. Una giornata triste, ma segue tante giornate tristi. Siamo rimasti tutti quanti col fiato sospeso quando abbiamo sentito i primi elicotteri che giravano, quando è uscita la notizia di quello che era successo. Eravamo tutti quanti in ansia, perché chiaramente chi vive queste zone ha tantissime persone che lavorano come guide alpine, che frequentano la montagna, quindi l'angoscia di non sapere chi c'era, di non sapere quante vittime e quante persone potevano essere coinvolte
la dobbiamo ancora, credo, superare. Il segnale di una giornata di attenzione nei confronti di queste persone e anche della tragedia che è avvenuta è importante perché ci fa fermare, ci mette uno stop per riflettere. E ce n'è davvero bisogno. Grazie davvero Silvia Cestaro, consigliere regionale del Veneto, già sindaco di Selva di Cadore. Grazie, davvero buon lavoro. Buona giornata. E noi andiamo avanti con il telegiornale. Torneremo a collegarci ovviamente con Canazei, con la Marmolada, dove avete visto per noi ci sono Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi, ma la cronaca è tanta anche oggi. Tra l'altro vi dobbiamo dare conto di un duplice episodio che si è verificato nella notte tra Mussolente e San Zenone di Lezzelini, quindi siamo tra la provincia di Vicenza e quella di Treviso per due episodi davvero inquietanti, ma ci racconta tutto Lina Paronetto. Due grosse piante tagliate appositamente, la prima si è schiantata su un'auto con a bordo una giovane donna, la seconda a 1,5 chilometri di distanza è finita sulla strada. È un giallo quello che è accaduto nella notte, poco prima delle 3, tra via Vittoria a Mussolente in provincia di Vicenza e poi nel Trevigiano in via Cabembo a San Zenone degli Ezzelini. Con una motosega ignoti hanno di fatto voluto impedire il transito in quel tratto di strada e sui motivi stanno ora indagando i carabinieri. L'obiettivo potrebbe non essere l'auto, una Mercedes classe B. Chi ha agito potrebbe aver voluto bloccare la circolazione per compiere una qualche azione criminosa a cui poi ha dovuto rinunciare. Sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al SUEM 118 per soccorrere la donna ferita e accertare che la pianta era caduta per un taglio volontario eseguito con una motosega. Un punto pericoloso essendo in prossimità di una curva e infatti la malcapitata transitata di lì in quel momento si è vista l'auto pesantemente danneggiata. La strada è rimasta chiusa alla circolazione fino alle 6 del mattino. Andiamo nel veneziano, rapinato e pestato dal branco mentre si trova in vacanza con la famiglia a Sottomarina di Chioggia, vittima un ragazzino di 14 anni. 14 anni di Adria, rapinato e pestato selvaggiamente dal branco di ragazzini, tutti più o meno coetanei, mentre si trova in vacanza con la famiglia a Sottomarina di Chioggia. Il fatto ieri pomeriggio. La vittima, circondata dal gruppo di aggressori, tutti chioggiotti tra i 14 e i 16 anni, si è vista prima derubata del borsello con all'interno tutti i soldi contenuti nel portafogli e poi aggredita con colpi a calci e pugni, tanto da essere finita in ospedale con contusioni al viso, ferite pure all'occhio, alla testa e all'altezza di un timpano. Il 14enne, dopo essere stato derubato, pensava di poter sistemare le cose con il branco da solo e in piena autonomia. È in questa circostanza che subisce il violento pestaggio, con il padre della vittima che riesce poi successivamente a identificare molti dei ragazzini della baby gang grazie alle descrizioni fornite dal figlio. Ora la famiglia è intenzionata a sporgere denuncia contro gli aggressori. Rimaniamo nel veneziano, ma andiamo nel Veneto orientale, a San Donà di Piave, per un racconto fortunatamente a lieto fine. Mamma incinta al 9° mese ha rischiato di partorire in ascensore dopo essere rimasta bloccata. Il bimbo ha rischiato di nascere in ascensore per la mamma incinta al 9° mese che si è scoperta, vista la circostanza e il caldo afoso delle scorse ore, essere quasi claustrofobica, protagonista insieme ad altre 3 persone della disavventura dell'ascensore bloccato per una buona mezz'ora. Il fatto a San Donà di Piave, in un ascensore privato di un condominio del centro, ieri mattina intorno alle 10. È stato l'arrivo dei vigili del fuoco a liberare i 4 malcapitati con il vano ascensore che nel frattempo, senza aria condizionata, ha mandato nel panico tutti i residenti del palazzo, preoccupati soprattutto per le condizioni di salute della donna incinta e del suo piccino portato in grembo. Liberati dai vigili del fuoco di San Donà, la donna è stata poi trasportata al pronto soccorso in autoambulanza. Sta bene, così come il piccolo che porta in grembo e che partorirà tra pochi giorni. Sempre per la cronaca andiamo nel Vicentino, tenta di scardinare la porta d'ingresso di un condominio in piena notte a Vicenza. La polizia ha arrestato un pregiudicato straniero.
E notte a Vicenza, al 113 arriva l'allarme. Viene segnalato che un personaggio, dopo essersi aggirato in modo sospetto nella zona di via Scalcerle, ha iniziato a cercare di scardinare la porta d'ingresso di un condominio. Gli agenti delle volanti si precipitano sul posto e individuano il malvivente che non oppone resistenza e bloccato viene portato in questura. Perquisito, gli vengono trovati addosso diversi arnesi atti allo scasso. Il giovane, un 19enne della Moldavia, con molti precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, viene dichiarato in arresto. Al termine del giudizio per direttissima, il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso in libertà il malvivente applicando la misura cautelare dell'obbligo di firma in questura. E c'è poi il fronte del Covid, perché il Covid, lo abbiamo capito bene, non va in vacanza. Questi dati di giornata diffusi dalla Regione del Veneto con azienda zero. Siamo sopra i 10.000 nuovi casi nelle 24 ore, per l'esattezza 10.052, 2.114 in provincia di Padova, segue Treviso 1.900, Venezia 1.734, 1.489 Verona, 1807 Vicenza, tra i 300 e i 500 a Belluno e Rovigo. Come sempre il dato che però ci deve interessare è quello delle ospedalizzazioni che, va detto, crescono. Poco ma crescono. In terapia intensiva ci sono 41 persone, 10 di questi si sono negativizzati, 31 sono positivi. Solitamente questa proporzione, quando il virus è meno aggressivo, è invertita, e se guardiamo invece ai ricoveri in area non critica siamo 828. Anche qui c'è un graduale aumento. Possiamo vedere anche il delta dei decessi, ecco, sono stati 7 nelle 24 ore i decessi Covid positivi. Questa la fotografia di giornata. Buongiorno, ben ritrovato professor Massimo Guerriero, epidemiologo e biostatistico all'Università di Verona. A che punto siamo, professore? Perché sono dati che in parte erano stati preannunciati, ne avevamo parlato anche io e lei qualche settimana fa, però insomma si dimostra che è matematica, no? È statistica. Assolutamente, guardi, stavo guardando questa mattina proprio le slide che avevamo presentato l'ultima volta che ci eravamo visti, ed era esattamente un mese fa, e le frecce erano tutte invertite rispetto a quelle che vedremo fra poco. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che le persone restano molto più aggregate, seppur all'aperto. Siamo di fronte ad una variante che ha una contagiosità veramente molto alta, e questo ne è il risultato. Glielo chiedo subito, andrebbero quindi limitati questi eventi? Si sta parlando tanto del concerto a Roma dei Maneskin, con l'assessore comunale che dice no, il concerto si farà, sui social esplode il dibattito, lo stesso discorso vale per il Giova Beach Party, per i grandi eventi che sono ritornati a popolare l'estate. Secondo lei cosa bisognerebbe fare? È chiaro che ci vorrebbe un diverso utilizzo della mascherina. Io credo sia praticamente impossibile riuscire a tenere una mascherina durante un concerto, però la verità dei fatti la conosciamo. Questi eventi creano un ulteriore aumento dei contagi, non sono solo questi eventi evidentemente, ma sono anche questi eventi che magari accelerano un po' di più questo fenomeno che, si ricorda, l'abbiamo richiamato più volte, ce lo attendavamo, perché tutti dicono che il virus va in vacanza, ma noi abbiamo richiamato più volte che anche l'estate scorsa abbiamo visto un incremento della diffusione del virus. Cosa c'è di diverso rispetto all'anno scorso? Che siamo di fronte, come dicevamo, ad una variante che è molto più contagiosa. E poi dal punto di vista matematico e statistico, come richiamava lei poco fa, direttore, va sottolineato fortemente che, essendo la diffusione una diffusione di tipo esponenziale, e non partendo noi da una situazione di zero contagio, ma da una situazione in cui il contagio è già piuttosto sostenuta, la velocità con cui cresce la curva è sotto gli occhi di tutti, è rapidissima.
Professore, le chiedo solo un attimo, come sa noi siamo collegati con Canazei, prima di vedere i dati ci colleghiamo per un attimo con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi, hanno il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Sì. Fabio, sei in onda, buongiorno di nuovo. Ecco, guarda, si possiamo far vedere con Stefano, per un elicottero si sta saltando in questo momento, credo si siano mai visti tanti elicotteri. Se Stefano si sposta qui, ne vediamo anche uno ancora a terra dei vigili del fuoco con gli operatori, e qui con me gentilmente si è fermato dopo la conferenza stampa il Presidente della Provincia di Trento, a cui chiedo con molta gentilezza da parte mia, scusandovi, lei ha visto quanta confusione tra i giornalisti sui numeri. Lei li ha detti, li ha spiegati, hanno continuato a chiedere di fare chiarezza. Purtroppo, siccome parliamo di vite umane, cerchiamo di fare un punto che sia in qualche misura determinato. Guarda, fin dall'inizio noi abbiamo tenuto una linea molto cauta nel dare, perché le nostre sono le informazioni ufficiali, nel dare le informazioni. Ed è per questo che la ringrazio per la sua disponibilità a volercele ripetere. Fin dall'inizio abbiamo tenuto questo profilo. Perché? Perché siamo davanti a una situazione tragica, c'è la sensibilità dei parenti, c'è la sensibilità nei confronti delle vittime e c'è anche una situazione oggettivamente non facile da decifrare. Quindi a questa mattina il numero delle vittime sono 9, di queste ieri ne avevamo identificate 4, stamattina ne sono state identificate altre 2, che sono 2 cittadini della Repubblica Ceca, e quindi di questi 9, 6 sono identificati, 3 non sono identificati. Ce ne sono 7 feriti, 4 negli ospedali trentini e 3 negli ospedali veneti, e poi ci sono altre 5 persone che nei giorni scorsi, successivo all'evento, sono state segnalate dalle famiglie in quanto non rientrate, in quanto non ci sono più notizie. Ecco, noi oggi diciamo che quindi oltre a queste 9 vittime ci sono 5 persone segnalate. Quando avverrà il riconoscimento delle 3 persone che abbiamo trovato e che ancora vittime, quindi morte, decedute, e che ancora non sono state trovate e identificate, daremo i nomi. Apparterranno questi 5? Non lo sappiamo. È anche sbagliato dire che questi 5 sono per forza all'interno dei 3 deceduti. Quindi serve sensibilità, serve rispetto, serve prudenza. Mi sembra molto chiaro. Come stanno i ricoverati in Trentino Alto Adige? E quelli in Veneto, dove c'è anche un paziente trentino ricoverato, e è soprattutto su questo che si accentrano, che c'è molta attenzione, e mentre parlo dei 4 ricoverati in Trentino, ce n'è uno che è nei reparti di media intensità, gli altri non danno problemi. Presidente, la ringrazio. Allora io chiedo a Stefano di seguirmi se può, c'è ancora Zaia, non so se sia disponibile ancora a dire qualcosa, tentiamo di raggiungerlo, vediamo se è possibile anche con Zaia al telefono, quindi col massimo rispetto per il Presidente della Regione Veneto. Intanto siamo sorvolati, se è possibile Presidente, purtroppo c'è anche molta confusione, c'è molta concitazione, bisogna il massimo rispetto per le vittime, per le famiglie, per il dolore, e non corre il rischio di dare i numeri, sarebbe gravissimo. Questo è certo, anche perché vi pongo solo un quesito. Noi sappiamo che una ventina di persone erano lassù, immaginiamo fossero lassù, però abbiamo anche l'inquietudine di pensare che ci potrebbe essere qualche straniero che in autonomia, magari in vacanza in una di queste valli, ha deciso quella giornata di fare una risalita, magari era in vacanza da solo, magari non chiama a casa questa persona perché comunque lì avrà lasciato detto ci risentiamo a fine vacanza, magari scopriremo della sua assenza, della sua mancanza a domicilio solo a fine di questa vacanza. Quindi noi dobbiamo essere prudenti e anche rispetto ai dispersi o ai reclamati dobbiamo pensare che abbiamo una lista di persone che probabilmente erano lì, ma non necessariamente possiamo dirlo al 100%. Anche da Presidente lei ha vissuto momenti che penso nessuno si immaginasse, dall'acqua alta di Venezia a Vaia. Siamo tornati con un'altra tragedia di montagna, avrebbe mai immaginato di potersi trovare di fronte a una cosa del genere? Ma guardi, io ne ho viste tante nella mia vita, ma questa è veramente brutta, è brutta per la dinamica, è brutta per
per come hanno perso la vita queste persone è brutta per tutta una serie di dinamiche. Se poi penso che i potenziali vittime venete sono veramente la stragrande maggioranza, questo ti inquieta ancora di più. Noi vediamo sempre chi va in montagna alla prudenza, c'è qualcosa che possiamo aggiungere? Ma guardi, io non sono un esperto di montagna, adesso penso che prima avevamo i virologi, adesso abbiamo i glaciologi, no? Penso che davanti a... In mezzo anche gli esperti di guerra. Ecco, davanti a questo il silenzio è fondamentale, dopodiché se ci saranno delle regole che si vorranno adottare, bisogna adottarle per tutto l'arco alpino, c'è una quarantina di ghiacciai diciamo, dove si possono fare le escursioni e ce ne sono 4.400 comunque in generale. Però questo devono fare i tecnici, non è mestiere nostro. I tecnici, i glaciologi, gli esperti di valanghe, gli esperti di escursioni, gli alpinisti, quelli professionisti, ci vuole un team collaudato che dia almeno delle indicazioni di base da dare ai cittadini, dopodiché è sempre buon senso, cioè tu puoi dare indicazioni meteo, ma se uno vuole uscire con la pioggia e passeggiare per strada è libero di camminare sotto la pioggia, e così vale anche per le altre indicazioni. Sabato una cerimonia per quanto accaduto? Sì, è organizzata qui alle 18, io ci sarò, ovviamente poi aspetteremo anche il nulla osta per i funerali. Oggi arriva anche la Presidente del Senato? Sì, ho parlato ieri con la Presidente Casellati, sarà qui penso alle 16. Grazie mille Presidente, gentilissimo, grazie. Credo Cristian che i numeri avete sentiti, le notizie si potevano dare, le abbiamo date. Assolutamente. Non credo che ci sia nulla da dover o da poter aggiungere. Davvero nulla da aggiungere, Fabio. Ti ringrazio per questa corrispondenza con Stefano Bozzi. Grazie quindi a Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi. Ritorno da lei, Massimo Guerriero, epidemiologo, biostatistico. Stavamo parlando di Covid, di questa nuova ondata, lo facciamo sempre io e lei periodicamente, però so che questa tragedia in Marmolada la tocca personalmente. Circa 10 anni in quelle zone, proprio per incarichi universitari, perché tenevamo i corsi estivi ad Alba di Canazei, quindi da Marmolada è lì, anche Passo Fedaia è lì, e da turista e da frequentatore della montagna da sempre, delle nostre montagne venete, quelle del Trentino e dell'Alto Adige. Io ho sempre trovato delle strutture, delle attrezzature sempre all'avanguardia e tenute benissimo, quindi io sono veramente molto convinto, molto dispiaciuto dell'accaduto e convinto che si tratti di una fatalità, perché gli uomini delle nostre montagne sono sempre molto attenti a dare indicazioni, questo lo dico per diretta esperienza da semplice turista, non esperto, a dare indicazioni su quelli che sono i pericoli della montagna e le zone e i periodi in cui è meglio non frequentare, non avventurarsi, insomma. Ecco, citando Zaia, tra l'altro, professore, no? Lui prima parlava, ci sono dei periodi in cui tutti sono virologi, epidemiologi, adesso glaciologi, insomma c'è un po' una tendenza al fai da te in questi casi, che va sempre evitato, sia per le questioni di natura sanitaria che ambientale, come in questo caso. Ma questo, guardi, mi lascia veramente basito questo commento, perché noi insistiamo tanto sulla formazione dei nostri giovani e vediamo anche all'università che i corsi sono sempre più specialistici, perché vogliamo creare delle figure professionali che siano veramente esperte anche di un microsettore, per cui lasciamo parlare le persone di quel settore quando è l'occasione, insomma. Come facciamo noi e torniamo a fare ora, partendo da questa tabella, perché lei ci ha abituato bene, e quindi per fare chiarezza fino in fondo su questa nuova ondata partiamo dai dati globali. Prego, professore. Ecco, cosa sta succedendo a livello globale? Vedete, la freccia blu indica che c'è una ripresa del virus. Le gobbe un po' più a sinistra, quelle più alte, rappresentano l'ondata della Omicron che si è avuta a livello globale.
Quelle precedenti sono le varianti precedenti che abbiamo conosciuto, la prima di Wuhan, la Delta, eccetera, ma se vedete sotto nelle date, d'estate abbiamo sempre registrato un piccolo aumento del virus. Sta succedendo anche adesso, ma come dicevo prima, la situazione deve essere tenuta sotto controllo perché i livelli da cui partiamo con questa nuova ondata sono livelli già alti e quindi molto velocemente potrebbe crescere quella curva. La mortalità, dicevate bene, è in crescita, per fortuna è in leggera crescita e speriamo resti tale, e così anche per le ospedalizzazioni. Diciamo che non c'è più quella diretta proporzionalità che vedevamo prima della vaccinazione sostanzialmente. Grossolanamente potremmo dire che c'è una scala di 1 a 10, cioè oggi la mortalità è 10 volte inferiore rispetto a quello che osservavamo con riguardo al vaccino. Se vedete la mortalità rappresentata dalla curva sotto, quella anche indicata dalla freccia rossa, e vedete come è crollata appunto la mortalità rispetto alle infezioni. Il raffronto fra Europa e America, se non sbaglio. Sì, questo per farvi capire, insomma, per condividere questo dato, che la situazione non è una situazione italiana, è una situazione globale, ma in modo particolare l'Europa e le Americhe stanno registrando un aumento decisamente più rapido. La situazione di casa. La situazione di casa, vedete appunto la curva in alto sulla destra, ci fa mostrare che gli andamenti settimanali, che sono rappresentati da questi bastoncini, sta prendendo a crescere velocemente e dobbiamo essere allertati, direi non allarmati, ma certamente allertati, perché la base da cui partiamo è una base consistente e quindi il fenomeno potrebbe assumere una velocità importante nel giro di pochissimi giorni. Il famoso aumento esponenziale. Questo è un aspetto che dobbiamo sempre tenere ben presenti, perché la funzione esponenziale parte molto lenta all'inizio, cioè quando abbiamo pochi casi di Covid, ma quando i casi invece cominciano a essere in numero via via crescente, questa funzione esponenziale ci mostra la sua capacità di crescere così rapidamente. Ecco perché noi ci attendiamo un aumento molto importante della diffusione del virus anche nei prossimi giorni. E questo grafico forse è ancora più significativo, vedo proprio un'impennata in Francia, segue l'Italia, Germania, l'Unione Europea in generale come media e poi la Spagna. Esattamente, questa è la diffusione del virus in Europa, suddivisa per le nazioni che ha già citato lei. Vedete che siamo tutti un po' allineati, chi un po' di più, chi un po' di meno, però è un'ondata che sta travolgendo, come vi dicevo prima, l'Europa, non solo l'Italia, ma l'Europa e anche in misura le Americhe. La slide successiva invece ci fa vedere la mortalità e, seppur restando su livelli contenuti, come dicevamo prima, l'Italia rispetto al resto d'Europa continua ad essere fanalino di coda, verosimilmente non tanto per la diffusione del virus, che è del tutto simile a quella di altri paesi europei, ma per la struttura demografica della nostra popolazione, che come sapete siamo tra i più vecchi nel mondo insieme ai giapponesi, essendo questo virus, in modo particolare la mortalità di questo virus età correlata, va da sé che dobbiamo continuare a registrare questo primato triste in Europa. Questa è la scheda di sintesi e le frecce sono tutte in su. Vi dicevo, questa slide l'abbiamo presentata identica un mese fa, proprio qui da voi, c'erano tutte frecce verdi che puntavano verso il basso e sono bastate poche settimane per invertire completamente la tendenza. Vi faccio notare appunto che prevalenza e incidenza sono in crescita, l'indice di contagio RT sta superando l'1,5 e questo è ancora un'ulteriore conferma, un ulteriore indice del fatto che il virus sta prendendo proprio la sua piena velocità. Ci attendiamo, anticipo forse una domanda che mi vorrà fare, che questo fenomeno vada a sgonfiarsi verso la fine del mese di luglio. Ok, quindi lei conferma che il picco sarà verso la fine di questo mese.
È verosimile, a meno che il virus non prenda una velocità ancora più importante, che quindi raggiunga il suo punto di massimo in tempi più ravvicinati. E questo che cosa significa in termini di campagna vaccinale? Professore, glielo chiedo perché in questi giorni ci sono già delle aperture del ministro Speranza nei confronti della quarta dose per gli over 60, quindi di fatto da settembre, da ottobre. È anche questa la strada da augurarsi, da intraprendere? Guarda, io non so dirle il perché, ma con i vaccini è andato un po' tutto alla rovescia, nel senso che anche questa quarta dose per gli over 80 sta andando molto a rilento, la comunicazione forse non ha funzionato, si pensava che non fosse così necessaria perché sembrava che tutto fosse ormai acqua passata, invece si continuava a dire guardate che non è così, perché più il virus circola più ci sono nuove varianti, più le nuove varianti si schermano rispetto al vaccino, e quindi è vero che siamo protetti dalla malattia grave o dalla mortalità. Dopo magari facciamo un piccolo inciso su questo, però il virus che varia riesce a sfondare anche la porta del vaccino, e quindi le persone che si possono ricontagiare, ma non solo una seconda volta, ma anche una terza, una quarta volta, per cui sul vaccino dobbiamo tenere la barra dritta e essere sempre molto fermi. Il vaccino va fatto secondo le tempistiche che sono state indicate, e da una parte la popolazione deve essere molto attenta a questo, ma dall'altro anche il nostro Ministero della Salute deve essere molto forte, molto chiaro nel comunicare alla popolazione che il vaccino deve essere fatto, perché noi ci siamo salvati grazie a quello. E rischiamo di arrivare un po' in ritardo, soprattutto? Certo, assolutamente sì, e lo siamo un po' in ritardo, perché altrimenti appunto le ospedalizzazioni e i decessi non starebbero così a riprendere. Ecco, l'inciso che voleva fare sulla mortalità, professore? L'inciso è questo, è presto detto, l'abbiamo detto tantissime volte, cioè più aumenta la platea delle persone contagiate, più è facile che il virus si avvicini alle persone fragili, diciamo così, in generale, i non vaccinati, oppure persone che sono anziani, grandi anziani, magari con molte altre patologie. E quindi è presto fatto il gioco, noi vediamo aumentare le ospedalizzazioni e vediamo aumentare la mortalità. Vi ricordate, la mortalità era molto più bassa fino a qualche tempo fa, adesso anche a livello nazionale stiamo tornando a registrare 60-65 morti al giorno. Ecco, semplifico e torniamo al discorso di partenza. Anche i grandi eventi in questo momento, quindi i concerti, questi raggruppamenti che riguardano i giovani, ovviamente non sono i giovani quelli che rischiano di più, ma magari sono i genitori, i nonni che stanno a casa e non sono ancora immunizzati per intero, quindi non hanno la quarta dose. Sostanzialmente questo. Siamo di fronte al copione che già abbiamo visto almeno 3 volte. Infatti lo conosciamo, no? Abbiamo vissuto varie stagioni di questo virus, lo abbiamo studiato, lo abbiamo capito, eppure continuiamo a dirci le stesse cose. I giovani rischiano di meno, dobbiamo essere molto chiari però anche con riguardo ai giovani, rischiano di meno ma non rischiano zero. Per cui anche loro devono stare attenti, e poi i giovani possono essere veicolo di trasmissione rispetto ai familiari che magari hanno delle fragilità, e questo porta la somma complessiva di ciò che stiamo vedendo in questi giorni. Professore, grazie infinite. Mi sa che torneremo a rivederci molto presto. Grazie davvero al professor Massimo Guerriero, biostatistico, epidemiologo all'Università di Verona. Grazie soprattutto per la solita chiarezza. Li vedo già allineati, siamo qualche minuto in ritardo. Saluto già, se è possibile, eccolo qua, Elio Maria Narducci, segretario generale della Camera di Commercio italiana in Germania. Buongiorno Narducci, buongiorno anche a Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto. Buongiorno Ribon, vi chiedo di pazientare ancora qualche istante perché abbiamo il meteo e la pubblicità e poi apriamo la pagina economica fra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo.
Stop all'anticiclone africano. A spazzare via definitivamente la calura opprimente sarà una perturbazione che con l'ingresso di aria fresca causerà anche qualche disturbo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto giovedì 7 luglio si svilupperà una diffusa instabilità atmosferica. Questo significa, in altre parole, che ci attendiamo alcune precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Inizialmente sui rilievi e sulle zone limitrofe, con il passare delle ore non si escludono delle piogge un po' su tutta la nostra regione. Temperature, come detto, in lieve diminuzione, minime tra 16 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, situazione variabile anche qui con sole al mattino, a seguire qualche precipitazione un po' dappertutto. Temperature minime sui 15-21 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite alternate ad annuvolamenti, con possibilità anche in questo caso di qualche rovescio, specie verso il pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tonadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Di nuovo in diretta e di nuovo buongiorno care telespettatrici, cari telespettatori di Antenna 3. Procede e prosegue il nostro racconto di questa giornata a nord-est, sempre con una finestra aperta sulla Marmolada. Prima ci siamo collegati in diretta, avete sentito le parole del governatore Luca Zaia, del presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Nel pomeriggio arriverà anche la presidente del Senato Casellati. Procedono le ricerche con i droni dopo che questa mattina sono state effettuate quelle a terra con 14 operatori e 2 cani della Guardia di Finanza che hanno perlustrato la zona e hanno trovato, purtroppo, per fortuna, altri resti che sono stati consegnati ai RIS di Parma. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare il responso. Sabato intanto sarà lutto cittadino in tutta la Val di Fassa, in buona parte dell'Agordino. Torneremo a occuparci di Marmolada ovviamente nel corso di questa edizione, perché appunto è tutto, come vedete, in divenire anche in questa quinta giornata di ricerche. Abbiamo fatto anche il punto politico all'inizio di questa prima edizione. Avevamo il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, l'indomani della lunga giornata vissuta dal governo Draghi, il confronto tra il Premier e Giuseppe Conte, che destabilizza la scena politica. Di certo già destabilizzata è la scena economica. Tra l'altro vi do questo aggiornamento dall'ANSA.it, possiamo vederlo insieme. Boris Johnson si dimetterà oggi, così dice la BBC, quindi la fonte britannica più autorevole. Un nuovo premier è in autunno, sarà in autunno. Calcolate che anche questa notizia, che è una notizia politica, avrà riflessi sicuramente economici dopo la Brexit e quant'altro. Dico bene e risaluto e ringrazio di nuovo Elio Maria Narducci, segretario generale della Camera di Commercio italiana in Germania. Anche questa è una notizia che destabilizza lo scenario europeo. Indubbiamente, anche perché le sfide che aspettano l'Europa, ma in generale tutto il mondo in questo momento, non sono risolvibili da un paese singolo, e quindi è nell'unione delle forze che poi si riusciranno a trovare le soluzioni. Ribon, direttore della CNA del Veneto, la Gran Bretagna è uno dei principali mercati di riferimento anche per il manifatturiero veneto. Sì, allora diciamo che nello scacchiere dei paesi
che soprattutto nell'ultimo periodo sono diventati punto di riferimento del mercato veneto. La Gran Bretagna ha avuto una riduzione, una contrazione a seguito anche di tutte le questioni che prima venivano evidenziate nell'ambito della Brexit e quindi le difficoltà che sono aumentate nella relazione commerciale con questi paesi, mentre sono state rafforzate le relazioni, quelle storiche, strutturali che abbiamo da anni con la Germania, con la Francia e con altri paesi europei. È evidente che però questa situazione di ulteriore destabilizzazione politica, tenendo conto del fatto che la Gran Bretagna ha deciso di staccarsi dal contesto europeo, questa operazione credo abbia un po' destabilizzato anche l'impostazione del paese e quindi alcuni riflessi si stanno manifestando nella loro coda e probabilmente anche dal punto di vista politico le violenze sono legate anche, oltre che dalla situazione internazionale che colpisce tutti, anche da questa condizione. È evidente che le imprese sono tentate sempre a riposizionarsi, quindi quando vedono che alcuni mercati, alcune partite cominciano a essere più complicate, cercano per loro natura di riconfigurare le proprie azioni e trovare nuovi spazi e nuovi mercati. È quello che sta succedendo anche alla luce dello scenario internazionale. Quello che sta succedendo con la Russia, per essere espliciti, di fatto è che già è iniziato nel 2014 con l'invasione della Crimea. Dico bene, Narducci? Sì, totalmente. Del resto lo abbiamo visto adesso anche quando c'è stato il G7 settimana scorsa. Insomma, i temi stanno colpendo un po' tutti i paesi, contesto europeo, contesto non europeo. Abbiamo da un lato problemi molto importanti per quanto riguarda la sicurezza civile, quindi abbiamo la guerra, abbiamo i problemi legati alla pandemia e mi pare che in questo momento in tutti i paesi stiamo registrando quello che è stato raccontato poco fa, cioè un aumento dei casi di nuovo, e tutto questo ha delle ripercussioni sulla stabilità che manca e quindi su un'economia che riprende a tratti, poi trova delle difficoltà e poi riprende, e questo è un tema che è difficile che riesca ad affrontare ogni paese singolarmente. Tra l'altro, Narducci, la Germania non sta benissimo in questi mesi. Gli ultimi dati che arrivano proprio dalla Germania parlano di una bilancia commerciale in rosso per la prima volta dopo decenni. Com'è la situazione? Sì, indubbiamente è così, questo lo sapevamo. Il tema fondamentale sono le catene di fornitura e soprattutto la mancanza di alcune risorse primarie per la produzione, e a tutto questo si aggiunge adesso la crisi energetica. Basti pensare, e poi aggiungiamo anche il tema della siccità che in qualche modo sta influenzando anche parte della Germania. Quindi insomma sì, la Germania è in un momento in cui sta ripensando, secondo me, proprio alla sua identità, se vogliamo, e sta cercando di capire anche dove investire nel prossimo futuro. In questi giorni, tra l'altro, sempre parlando di cose che non stanno funzionando in Germania, c'è tutta una polemica legata al fatto che anche per quanto riguarda la logistica dei passeggeri, quindi tutto il settore delle aziende che hanno a che fare con il trasporto passeggeri, ci sono problemi per quanto riguarda le ferrovie, ci sono problemi per quanto riguarda la disponibilità di aerei, questo perché ci sono problemi legati alla capacità della Germania di attrarre o comunque di trovare manodopera per questo tipo di servizi. E questo è il tema, Narducci. Io volevo proprio arrivare qui, che so poi è il tema che la CNA del Veneto con Ribon monitora costantemente. Questa manodopera che non c'è. È un problema anche tedesco, è un problema anche europeo, non è solo italiano. Ribon. Sì, è un problema che hanno tutti i paesi. Teniamo conto che noi, a differenza degli altri paesi, abbiamo qualche problema in più perché abbiamo una popolazione inferiore alla Germania e alla Francia, ad esempio, e abbiamo anche una popolazione molto più anziana.
con un numero di percentuale di lavoratori occupati che è sostanzialmente circa un terzo rispetto alla popolazione complessiva. Quindi il tema che noi acuisce la nostra difficoltà è questo, sono due elementi. Un tema demografico che è evidente, cioè manca nella parte bassa degli under 30 una fetta consistente di persone, di manodopera che arriverà e che può essere inserita all'interno del mondo del lavoro, e mentre abbiamo una fascia molto più avanzata dal punto di vista dell'età che è quasi in soglia di pensione oppure è già all'interno del contesto pensionistico. E la seconda cosa è che anche dal punto di vista dell'immigrazione, quello che per anni era stato un elemento di attrattività del nostro Veneto e un elemento anche di importante manodopera specializzata, più o meno specializzata, ma comunque con una propensione al lavoro manuale, oggi si sta rimodificando in base anche alle condizioni che abbiamo visto, per cui pandemia, guerra e flussi migratori in generale, e gli immigrati preferiscono altri paesi, anche perché nel nostro paese non c'è stata e non c'è da molti anni una politica seria riguardo l'immigrazione, riguardo l'integrazione, quindi questo un po' destabilizza anche questo spazio. Diciamo che in questo periodo... Prego Ribon. No, dicevo, sulla manodopera lì il tema che dovremmo fare un po' di ragionamenti è legato anche al fatto che questa situazione pandemica ha rimescolato l'attrattività dei settori, per cui ad esempio il turismo, che per molti anni è stato un contenitore dal punto di vista settoriale di moltissime risorse e persone, intendo, e durante la pandemia lo stop di questi 2 anni che c'è stato in maniera molto forte ha in qualche maniera staccato una parte di queste risorse, queste persone verso altri contesti, e quindi si trova nell'apertura massima della stagione, in un tentativo di ripresa che, come vediamo fuori dalla finestra nei contesti di villeggiatura piuttosto che di turismo in generale della nostra regione e della nostra Italia, si trova in una difficoltà estrema a vedere la possibilità di utilizzare del personale. Quindi questo è un esempio, ma ce ne sono anche altri di altri contesti. Narducci, poco tempo fa mi dicevano appunto degli imprenditori bellunesi, veneti, che hanno gelaterie in Germania, che lì la situazione è drammatica, non si trova personale nemmeno lì. E sì, soprattutto nel settore del turismo in Germania in tanti stanno alzando bandiera bianca. Corrisponde al vero? Sì, corrisponde al vero. Però devo dire la verità, non è l'unico settore in cui non c'è manodopera. Ve l'ho appena spiegato, cioè, all'aeroporto di Francoforte stanno avendo problemi addirittura a portare la benzina sugli aerei. Oppure, e questo perché, Narducci, se ho ben capito, mi dica lei, mentre magari il governo italiano ha consentito nei mesi più duri della pandemia ai lavoratori di rimanere impiegati nel settore aeroportuale con degli ammortizzatori sociali o comunque dei bonus, in Germania non ci sono stati o ci sono stati meno, e quindi c'è stata una fuga maggiore. No, non è stato così. È così. In realtà, se guardiamo il caso specifico della Lufthansa dell'aeroporto di Francoforte, ci si accorge benissimo che sì, c'è stata cassa integrazione a pieno regime, e in più la Lufthansa ha per esempio pagato fino al 90% degli stipendi, quindi c'erano tutti gli incentivi per rimanere dipendenti di queste aziende. Quello che secondo me manca è proprio un flusso migratorio che non c'è in questo momento. La Germania è un paese che è maturo dal punto di vista dell'accoglienza e anche dei processi di integrazione di stranieri, certo. Però in questo momento non c'è questo flusso, e questo lo si vede poi in tutti i settori. Quindi Ribon, il tema che ci dobbiamo porre da italiani è: se non è attrattiva la Germania per i lavoratori stranieri, come può esserlo l'Italia? Guardi, torniamo a un passaggio che faceva anche prima Narducci, cioè qui queste partite non c'è un paese che può risollevarsi da solo, perché comunque, come abbiamo capito,
almeno il contesto europeo come minimo spazio di ragionamenti strategici dovrebbe essere preso in considerazione. Questi temi qui non sono, l'abbiamo visto anche quando c'è stata tutta la discussione sugli arrivi tramite gli sbarchi provenienti dall'Africa o da altri paesi. Non sono questioni che può risolvere un singolo paese, sono questioni che comunque hanno la necessità di un rafforzamento e di un'azione strategica del contesto europeo. Purtroppo la pandemia e la guerra ancora di più che abbiamo alle porte ci ha fatto vedere in tutte le sue sfaccettature una grande debolezza del nostro contesto europeo e un tentativo che emerge sempre dei piccoli stati di riacquisire una propria autonomia e protagonismo. Questa cosa ci mette in secondo piano, se guardiamo il contesto internazionale, rispetto ai nostri reali antagonisti a livello internazionale, che sono la Cina, gli Stati Uniti e poi non lo so, la Russia anche per come contesto eccetera, ma comunque sia come Paese Europa rischiamo di essere messi seriamente in secondo piano. Ecco, quindi le dice, voi dite anche Narducci, serve un coordinamento sulle politiche migratorie da parte dell'Europa, così come serve, la direzione sembra tracciata ma non ci sono ancora decisioni definitive, un coordinamento maggiore sul fronte delle politiche energetiche. Qui il tema è quello del price cap, di tutto quello di cui stiamo parlando in queste settimane, in questi mesi convulsi. Italia e Germania sono accomunate da questo punto di vista da un destino infelice dal punto di vista appunto energetico. Narducci, come si sta sviluppando la discussione in Germania sul fronte per esempio del tetto al gas? Allora, la Germania ha avuto un approccio diverso rispetto a questo tema, mentre in Italia si è visto sostanzialmente una sovvenzione diretta dello Stato nei confronti dei produttori di energia. In Germania invece si è fatto un lavoro un po' diverso, cioè si è andato ad abbassare il livello di tasse legato all'acquisto della benzina, per esempio. Adesso c'è una discussione che sta facendo il governo rispetto invece all'energia che serve per esempio per il riscaldamento. Cioè, il tema qui è che la fascia di popolazione che sta subendo il contraccolpo più grande è quella delle famiglie, quello dei meno abbienti. Quindi adesso il governo sta pensando a soluzioni diciamo di supporto dal punto di vista di nuovo della tassazione. La discussione che si sta portando avanti adesso nella coalizione è quella di provare ad abbassare le tasse sullo stipendio, quindi avere un netto più alto e mantenere invariati gli stipendi lordi, anche perché l'altro tema che si sta discutendo con i sindacati e poi con le aziende, diciamo le più grandi, è che sì, tutti quanti ci stiamo impoverendo con questa crisi, però se le aziende cominciano ad alzare in maniera sistematica il livello di salari, poi indubbiamente dovranno alzare anche il livello dei prezzi, oltre quello che è già stato fatto, e questo creerebbe un'inflazione molto più importante di quella che c'è oggi. Quello di innescare un'ulteriore spirale inflattiva, questo è il discorso che non farebbe bene né alla Germania né all'Italia. Ribon, questa ricetta tedesca la convince? No, guardi, allora il tema è che anche nel nostro, cioè noi siamo in una situazione peggiore perché prima venivano evidenziate alcune azioni legate alla riduzione della tassazione e che sono interessanti da un certo punto di vista, o a riduzione appunto del cuneo degli aspetti fiscali che comunque pesano in maniera molto importante anche sul tema dell'energia. Se guardiamo qualunque bolletta, insomma i costi che sono legati a tutto ciò sono decisamente rilevanti. Qual è la questione? Che noi abbiamo rispetto alla Germania un debito pubblico pesantissimo e abbiamo la necessità purtroppo di mantenere un livello alto, troppo alto e troppo pesante rispetto soprattutto alle famiglie e alle imprese. Questa cosa qui non ci aiuta
e non ci aiuta nel tentare di riposizionare alcune azioni. Seconda cosa, se rimaniamo sulla questione energetica, la Germania, a differenza nostra, ha tanto mantenuto una politica di mantenimento per la questione che riguarda il carbone, per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali di natura tradizionale, e in più ha avviato, ma questo ne guardiamo poi il confronto con l'Italia nei numeri è simile da un certo punto di vista, ma comunque ha avviato un'azione molto attenta e da anni rispetto alla partita delle energie rinnovabili. Ecco, da questo punto di vista qua, qual è la ricetta che abbiamo noi? Intanto dovremmo comunque definire un piano energetico nazionale, cioè senza un piano energetico nazionale probabilmente non capiamo neanche in che direzione possiamo andare, perché il nucleare abbiamo deciso di non rimetterlo in campo. Il prelievo del gas all'interno dei nostri mari abbiamo deciso di stopparlo. Le fonti rinnovabili sono soprattutto fotovoltaico ed altro, altalenanti rispetto a incentivi, rispetto all'azione di promozione, quindi bisogna che ci chiariamo le idee, perché veramente se no rischiamo di essere totalmente dipendente da altri, anche in condizioni peggiori di quelle che è ad oggi la Germania, che in una fetta delle proprie politiche è riuscita comunque ad avere una condizione migliore della nostra. Narducci, su questo punto specifico di Ribon. Sì e no, nel senso che condivido sull'analisi fatta sul debito pubblico. Indubbiamente la Germania è in una situazione migliore ad oggi. Detto questo, poi dobbiamo guardare anche i volumi e al fabbisogno della Germania, che è sicuramente diverso rispetto a quello dell'Italia. Quindi diciamo la sfida in questo momento, e lo stanno dicendo in maniera molto chiara i politici e i commentatori, è che le riserve di gas, per esempio, che ci sono oggi in Germania non sono sufficienti a superare l'inverno. Si stanno già facendo discorsi della serie dovremmo ridurre il tempo che passiamo sotto la doccia. Il cancelliere Scholz ha fatto la Sommer Interview, cioè l'intervista estiva, e ha detto a tutti: no, io la doccia fredda non la faccio, però forse dovremmo prepararci all'idea che potrebbe succedere. Quindi devo dire la verità, sì, qui il tema non è tanto quanto spendere, è come approvvigionarsi, e quindi condividiamo più o meno la stessa problematica da quel punto di vista. È una doccia che rischia di essere gelata un po' per tutti, mi pare di capire. Le faccio solo una domanda, una curiosità in realtà, Narducci, per andare proprio nel concreto. A quanto sta la benzina adesso in Germania? Al litro? Guardi, sta sopra i 2 euro, più o meno attorno ai 2 euro. Però insomma la cosa interessante è stata che, nonostante questa riduzione delle tasse che è stata applicata, alla fine poi l'incidenza di questa politica è stata minima, perché si sono rialzati i prezzi. Quindi ritorniamo al discorso di prima. Sì, che servono davvero interventi strutturali di peso sostanzialmente per disinnescare la spirale inflattiva. Chiudo con lei, Ribone, così insomma, però a questo punto cosa si deve fare per dare lo shock che serve? E secondo lei, da rappresentante di una categoria importante, il governo italiano ha in questa fase l'autorevolezza e il peso per fare qualcosa di significativo? Se volesse sì, nel senso che siamo comunque davanti a un contesto tecnico, seppur supportato da forze politiche che in questo momento hanno una serie di turbolenze, ma ha l'autorevolezza e la capacità, c'è anche la possibilità di fare degli interventi, come diciamo prima, più strutturali. Qui perché dico se volesse? Perché in realtà sappiamo bene che nel momento in cui si andrà alle elezioni, si voterà, ci sarà un nuovo governo, eccetera,
la partita del consenso è una partita che in qualche maniera può essere più complicata rispetto a alcune scelte nette. Certo. Per cui facciamo un esempio, abbiamo tutta la partita, ad esempio, trattiamo per lo strascico della questione super bonus e tutte le proposte di qualificazione energetica che vengono fatte sugli edifici esistenti, ma dico anche un'azione sull'autoconsumo nella produzione energetica, una politica di autoconsumo forte lanciata anche sull'utilizzo e la possibilità dei singoli, dei privati, dei comuni, delle imprese, piuttosto che un tentativo di trovare nuovi accordi internazionali, perché anche qui la partita dello spostamento dell'approvvigionamento del gas dalla Russia per legarlo ad altri contesti come quello che era stato ipotizzato dell'Africa o comunque con contesti diversi, sta nei ragionamenti di relazione internazionale che purtroppo il nostro Paese, dal punto di vista della capacità dei singoli ministri barra governo diciamo premier, non sono più stati in grado di portare avanti. Chiaro. Quindi noi comunque ci troviamo in un sistema dove andiamo avanti a strascico, e sta cosa qui poi si ripercuote poi anche sui problemi di ogni singolo cittadino, di ogni singola impresa. Quindi dal punto di vista nostro noi siamo disponibili, abbiamo fatto una serie di proposte anche sul tema delle rinnovabili, dell'autoconsumo, sulle politiche energetiche, sulle comunità energetiche, cioè su queste partite qui noi abbiamo i nostri contributi da poter dare, anche perché le imprese hanno un interesse a fare un ragionamento collettivo. Bisogna capire se vengono prese delle decisioni nette e non siamo come oggi in condizione, dico anche la giornata di oggi, in condizione di star lì a discutere sul filo del rasoio se domani ci siamo dal punto di vista governativo. Appunto, con un governo in bilico non è facile porre queste questioni. Grazie Matteo Ribona, direttore della CNA del Veneto, grazie Elio Maria Narducci, segretario generale della Camera di Commercio italiana in Germania. Grazie davvero. Grazie a voi. Vengo da lei, Giovanni Susti. Giovanni Susti, che mi ha raggiunto qui in studio, che è direttore della rivista, un'importante rivista nazionale, L'Ottico, quindi si occupa di occhiale e di ottica da una vita, Susti. E con lei volevo fare il punto a una settimana esatta dai funerali di Leonardo Del Vecchio. Li abbiamo trasmessi in diretta, è stato un evento collettivo per un intero territorio. È un imprenditore che ha rappresentato tanto, non solo per il comparto dell'occhiale ma anche per un intero territorio. Ecco, chiedo a lei, che è un esperto del settore, cos'è stato Leonardo Del Vecchio per l'occhialeria e per il territorio bellunese? Buongiorno a tutti. Leonardo Del Vecchio è stato un imprenditore visionario ed è stato colui che sostanzialmente ha aperto la via dell'internazionalizzazione dell'occhiale italiano ed ha ispirato decine e centinaia di manager e di aziende del settore, quindi una figura assolutamente fondamentale e di rilievo. Ecco, possiamo riassumere il suo pensiero in 4 concetti sostanzialmente che hanno creato il mito, diciamo, di Leonardo Del Vecchio e della Luxottica, che sono concretezza assoluta. Infatti il motto di Del Vecchio era non ci interessa quello che ci dici, ci interessa solamente quello che fai. Poi una capacità di esaminare i processi produttivi assoluta, e questo ha fatto anche la differenza con i competitors. Che erano più attenti al management talvolta. Del Vecchio era molto attento ai processi produttivi, sì, alla produzione, ai suoi operai. Sì, esatto. Del Vecchio era inizialmente un super tecnico e quindi ha impostato un po' tutti i suoi processi sulla conoscenza profonda degli stessi. Quindi sicuramente uno dei suoi segreti. Ecco, poi un altro concetto fondamentale è il rispetto di tutte le maestranze dei collaboratori della Luxottica, della sua fabbrica, come diceva lui.
Quindi questa cosa qui l'ho fatto amare a tutti questi decine, centinaia di migliaia di dipendenti della Luxottica. Che alla fine sono diventati 180.000, perché poi con la fusione con Essilor siamo arrivati a questo numero abnorme. Sì, sì. Quindi si è visto anche nelle celebrazioni funebri una manifestazione così veramente incredibile per un imprenditore. E cosa cambia con la scomparsa di Del Vecchio? Allora, sostanzialmente è difficile adesso valutarlo, però sentendo quelle che sono state le esternazioni, anche i commenti dei familiari e dei manager, io credo che tutte queste persone vogliono mantenere la rotta tracciata dal Cavaliere Del Vecchio, e quindi direi che sostanzialmente mantenere gli asset produttivi nella nostra regione, questo credo che sia il futuro. Tra l'altro la scorsa settimana, più o meno a quest'ora, avevamo in diretta il Cavaliere Francavilla che ha detto Luxottica rimarrà ad Agordo 3 secoli, ha fatto proprio il gesto con la mano. Poi l'intervista per certi versi è diventata anche virale, perché sono rassicurazioni importanti per un territorio, ma non solo per il territorio, per tutto quello che ruota attorno, insomma, per i tanti terzisti, per il distretto dell'Occhiale. Sì, sono d'accordo. In realtà spesso si ricorda solo le maestranze della Luxottica e non tutte le aziende che lavorano conto terzi all'esterno della Luxottica, che quindi hanno messo a disposizione dell'azienda, diciamo, un know-how veramente incredibile. Ecco, perché tra l'altro ci sono tante imprese dell'Occhiale che magari hanno marchi propri, ma che comunque sono terzisti a loro volta, non ci sono solo i terzisti puri, quindi è un mondo molto complesso, ma tante sono le aziende, decine mi verrebbe da dire, che ruotano ancora attorno a Luxottica. Quindi se poi sommiamo questi 180.000 dipendenti del colosso Essilor Luxottica, i dipendenti delle terziste, insomma arriviamo ad una cifra monstra. Sì, sì, in effetti gli occupati nel settore occhialeria di tutta Italia sono circa 20.000, di cui il 90% nella nostra regione, e quindi diciamo si parla di un distretto fondamentale e importante anche per il territorio. Ecco, quindi di questi 20.000 addetti fanno parte di circa 850 imprese, quindi non di poca cosa l'entità di questo distretto, e 150 sono le aziende produttive dell'occhiale finito, circa un centinaio quelle che forniscono la componentistica, che è fondamentale per i produttori di occhiali, e le rimanenti aziende sono coinvolte nella lavorazione dei prodotti, diciamo, semilavorati. Trattamenti galvanici, una volta ce n'erano molte di più, però sono rimaste, la componentistica varia, dal nasello, quant'altro, quindi insomma è un distretto molto composito. Poi ci sono anche tante aziende commerciali e quant'altro, insomma. Sì. Diciamo che i 20.000 addetti sono solamente nell'area produttiva, dopo nell'area commerciale ce ne sono veramente di più. Si parla di almeno 50.000 addetti nel settore. E sono l'espressione, tutto questo comparto è l'espressione più autentica anche del Made in Italy, perché comunque parliamo di un comparto che da sempre porta il nome dell'Italia, e non solo dell'Italia, del Veneto, della provincia di Belluno in particolare, in giro per il mondo. Infatti l'Italia ha una grandissima tradizione nel settore della produzione dell'occhiale, che risale, come molti sapranno, al 1878 con la prima fabbrica di Angelo Frescura. Quindi da lì, in quel periodo non esisteva nemmeno l'energia elettrica, non erano servite le aziende, e quindi questa è stata la prima azienda che è nata proprio come partendo da un mulino modificato che sfruttava l'energia, la forza motrice del torrente di montagna, il Molinà. E ritornando alla figura di Del Vecchio, lei conosce molto bene le aziende, le gira e quant'altro. Come veniva percepita la sua figura? Diciamo un modello da parte degli imprenditori, un modello per certi versi irraggiungibile, però un modello a cui si sono ispirati. Ecco, e quindi è importante, è una figura che ha dato tantissimo all'imprenditoria, diciamo, del settore occhialeria.
Quindi immagino che ci sia da augurarsi non solo per Luxottica ma per l'occhialeria italiana in generale che non venga dimenticato l'esempio di Del Vecchio. Non so, appunto, sentendo un po' quello che hanno detto un po' tutti diciamo, i figli e anche la moglie, sembra appunto che non verrà modificata questa sua filosofia, questo suo pensiero, cioè nel mantenere la produzione in Italia e migliorarla continuamente. Diciamo che anche a livello di governance poi è stata presa con soddisfazione dai più la nomina di Milleri a suo successore, perlomeno al momento fino a fine anno, quando il board poi di EssilorLuxottica si riunirà, però insomma Milleri che è anche a capo, lo abbiamo capito sabato, del forziere di famiglia, la Delfin, quindi insomma da questo punto di vista le rassicurazioni per il momento ci sono. Più in generale, Susti, come sta il mondo dell'occhiale italiano? Perché prima ne abbiamo parlato con i nostri ospiti, insomma ci sono i venti di guerra, l'energia alle stelle, queste materie prime che non si trovano, la manodopera che non c'è. Come sta l'occhialeria? L'occhialeria italiana sta passando un momento positivo. Infatti i dati ANFAO del primo trimestre 2022 parlano di una crescita del fatturato del 32,3%, quindi insperato, diciamo, visto un po' lo scenario internazionale, e addirittura del 35% rispetto al 2021, quindi è un momento positivo, però vorrei dire non per tutti. Sicuramente le aziende che riescono a esportare la propria produzione all'estero sono favorite, perché ci sono mercati che sono molto, diciamo, positivi, come il mercato statunitense, e qui, diciamo, chi non riesce ad arrivare a questi mercati chiaramente sta passando dei momenti non facili. Quindi un momento positivo in generale, ma non per tutti. Prima parlavamo di questo scossone britannico, la Gran Bretagna è uno dei mercati principali di riferimento anche per l'eyewear, chiaramente insomma è tutto in evoluzione anche per l'occhialeria. Sì. Senta Susti, lei ci ha dato dei dati molto importanti, molto interessanti, che dimostrano un profondo legame tra il comparto dell'occhiale e un territorio. Lei come se lo spiega? Da dove nasce questo valore aggiunto? Ma in realtà diciamo, il settore occhialeria, come dicevo prima, è nato in Cadore nel 1878, quindi ha una tradizione veramente quasi di 150 anni, no? Quindi da queste prime aziende che erano veramente incredibili, lavoravano senza l'energia elettrica, quindi anche senza la luce all'interno, sono partite altre aziende come la Safilo, Delotto, Ulisse Carniel, la Ferrari, e da lì è nato tutto il distretto. Come per magia si è popolato il Cadore di occhialerie. E dopo, dal 1946, si è diffuso anche, diciamo, al territorio, al Basso Feltrino e l'Alto Trevigiano. Quindi a partire dalla Filospiave abbiamo visto anche qui crescere una serie di aziende che sono diventate centinaia, e quindi, diciamo, un po' tutta quest'area Cadore, Basso Feltrino è sempre stata storicamente molto popolata. Si è specializzata anche perché è un vero distretto con quindi tutte le componenti. E quindi l'importante in questa fase è puntare sulle competenze di questo distretto. Luxottica è una voce importante, non è l'unica, certo. Quindi avere poi la sensibilità anche istituzionale di percepire questo distretto come unitario per mantenere la competitività sostanzialmente. Sono d'accordo, sì. Io Susti la ringrazio, grazie per questa panoramica. Abbiamo titolato L'occhialeria guarda lontano e continuerà a guardare lontano. I presupposti, mi pare di capire, ci sono. Direi di sì. Grazie Giovanni Susti, direttore della rivista L'Ottico. Noi abbiamo ancora diverse cose da raccontarvi, ma lo faremo dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in studio vi devo dare un alert persona scomparsa a seguito dell'allontanamento dalla propria abitazione di Isabella Maria Trestianu. La vedete in questa immagine, nata a Vittorio Veneto nel 2006, residente a Susegana. È stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Isabella ha lasciato la propria abitazione lo scorso 4 luglio. Al momento dell'allontanamento indossava una t-shirt bianca con scritte sul retro, pantaloni in tuta neri, marca Nike,
Basic, scarpe da ginnastica bianche con righe nere marca Adidas e uno zaino Ispac marrone con bretelle nere. La ragazza è alta 1,80 m, pesa 75 kg, carnagione chiara, i capelli sono neri, li tiene all'altezza delle spalle. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare la compagnia dei carabinieri di Conegliano allo 0438 666 500. Vi ripeto il numero, se avete visto questa ragazza in questi giorni, 0438 66 6500. Questo è il numero dei carabinieri di Conegliano. Noi ritorniamo sulla Marmolada. Vi abbiamo dato tutti i dati, tutti i numeri aggiornati. Avete sentito le parole in diretta del Presidente Zaia, del Presidente della Provincia Autonoma Fugatti, ma c'è poi su tutto lo strazio dei familiari delle vittime e dei dispersi. Di loro si sta occupando un'equipe di psicologi. La nostra Tiziana Bolognani ne ha incontrata una, la volontaria Ilaria. Ilaria è una psicologa dell'Associazione Psicologi per i Popoli. Sono qui a titolo dell'associazione, non personalmente, e questa associazione di psicologi dell'emergenza sta svolgendo e svolge da sempre un lavoro eccellente, ma un lavoro delicatissimo e dolorosissimo, proprio per andare incontro a questi lutti così improvvisi, così drammatici, così tragici, è vero? Esattamente, questo è proprio il nostro compito, è quello in un certo senso di fare un po' quello che fanno in pronto soccorso, no? Quando arriva un'emorragia, una frattura, eccetera, si fa il primo intervento di modo che poi dopo la cicatrice possa rimarginarsi nel modo migliore possibile. Quindi possiamo dire che il vostro lavoro è una sorta di triage? Una sorta, sì, disinfettiamo anche, cerchiamo di disinfettare anche un po' il dolore che si è accumulato in questi giorni. E la situazione è una situazione straordinaria e quindi stare male in una situazione straordinaria è abbastanza normale, però è ovviamente normale, però insomma c'è modo e modo di accompagnare le persone a superare questi momenti difficili, e il nostro servizio, il nostro lavoro è quello appunto di cercare di fare in modo che questo trauma, questo dolore, questa sofferenza traghetti in una situazione di ritorno a una normalità nel modo migliore possibile, insomma. Ecco, quando ci sono tragedie del genere, ma anche banalmente quando muore un nostro caro, normalmente si ripete, no? Si usa dire che è necessario elaborare il lutto, ma quanto ci vuole, che cosa significa elaborare un lutto? Significa fare in modo che la relazione con questa persona che non c'è più diventi una relazione di tipo diverso piano pianino, no? E ogni persona ha i suoi tempi, ha i suoi modi, ha le sue esigenze, c'è chi lo vive in un modo, c'è chi ha dei tempi, c'è chi ne ha altri. Noi chiaramente cerchiamo di fare in modo che questa elaborazione possa avviarsi nel miglior modo possibile, insomma saranno tempi lunghi, sono tempi lunghi e non sono tempi definiti, fanno parte un po' della storia, delle caratteristiche e delle esigenze, del legame che ogni persona aveva con le persone che ha perso, insomma. Quando materialmente non c'è un corpo su cui piangere, un corpo da poter riabbracciare, è ancora più difficile. È molto difficile, sì, perché l'essere umano ha necessità tutte le culture, tutte le tradizioni hanno dei riti di sepoltura, e ognuno ha la sua maniera, però in qualche modo ogni cultura ha il suo modo di accompagnare il corpo materiale, diciamo così, quello che è l'aldilà o chi per esso, insomma, no? E quindi è molto complessa, è una situazione molto, molto complessa. Senta, in situazioni come queste, ma anche in altre che abbiamo avuto occasione di osservare, la rabbia è probabilmente il sentimento principale, oltre allo sconcerto? È una fase. C'è la fase del non crederci, c'è la fase della rabbia, c'è la fase del piano piano
ritornare a ricostruire, a rivedere le cose con distanza in maniera diversa e è un modo, è un passaggio che può essere reale, insomma, ecco, può essere che... Ilaria, le faccio anche una domanda personale, perché poi io chiedo a lei, no, che entra in contatto proprio per professione con questo enorme dolore che è inspiegabile. Quando torna a casa, cioè quando si ritorna a casa, che cosa ci si porta dentro allo zaino? Allora, innanzitutto noi siamo volontari, siamo una squadra, siamo più squadre, perché da domenica abbiamo ruotato, abbiamo fatto turni, abbiamo avuto i nostri momenti di incontro e di confronto, e quindi questo è essenziale, perché noi sulla maglia portiamo uno stemma, siamo a nome della Protezione Civile, siamo a nome dell'associazione, non siamo qua ognuno singolarmente, siamo un gruppo, e quando siamo qui comunque con tutto il gruppo che è a casa, che sostiene, che se c'è bisogno si può chiamare. Alla fine delle nostre giornate ci sono dei momenti di, diciamoli così, di debriefing, e poi anche ci sono dei momenti poi successivi all'evento di rielaborazione di tutto quello che abbiamo fatto, e questo è essenziale, Poi non dimentichiamo che siamo comunque tutti psicologi professionisti, e quindi abbiamo studiato, abbiamo delle strategie, abbiamo delle tecniche per poter non farci travolgere da queste cose qua, anche se sono dolori immensi. Non dico che non ci travolgono, però cerchiamo di fare in modo che non prendano il sopravvento, e cerchiamo di fare in modo di essere sempre pronti per tornare a lavorare, per tornare operativi, e cerchiamo di accorgerci quando non ce la facciamo, di non intervenire. Ritorneremo sulla Marmolada a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, alle 19 l'edizione di Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Tra l'altro nel pomeriggio a Canazei è previsto anche l'arrivo della Presidente del Senato Casellati. Per il momento è tutto, ringrazio dalla regia Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera. Grazie davvero a tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento.